Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati. Intanto vi auguriamo un buon anno nuovo perché questa è la prima puntata di Localcio da quando è iniziato il 2025. Ci siamo fatti un po' attendere, considerando le festività, considerando anche i malanni di stagione che purtroppo ci stanno attanagliando. Siamo tornati con il primo contenuto live in studio, in trasmissione del 2025. Colgo l'occasione, considerando anche che, a causa anche del piccolo ritardo del quale ci scusiamo rispetto alla tabella di marcia, ehm, sarà una puntata flash, almeno relativamente alla Serie D. Colgo l'occasione per dirvi che il 2025 sarà molto importante per Sportisili, intanto perché, do un piccolo spoiler, Localcio non sarà più l'unica trasmissione in diretta a, cadenza settimanale. Presenteremo, verso la fine di questa settimana anche il nuovo contenuto live che proporremo, dalla prossima settimana, quindi tenetevi pronti perché, si aggiunge un nuovo appuntamento in agenda. Prendete nota, mettete eventualmente anche le sveglie qualora fosse, necessario. Ne approfitto per salutare, come di consueto, e ringraziare Salvo Geraci in regia. Ne approfitto anche per preannunciarvi che saremo live dallo stadio Falcone Borsellino di Paternò per la finale di Coppa Italia Eccellenza tra Unitas Sciacca e Città di Avola, quindi andremo a vedere chi succederà al Paternò nell'albodoro di questa competizione. E visto che c'è di mezzo il Paternò, che proprio grazie alla Coppa è andato in Serie D, andiamo a occuparci di quello che è l'argomento principe di questa prima parte di Localcio, ovverosia il campionato di Serie D, e direi di partire con i risultati del turno che si è giocato ieri, giornata numero 19, la seconda del girone di ritorno. E dunque vediamo con l'ausilio della grafica quelli che sono stati i risultati: Castrum Favara Cireale 1-0, Pompei Acragas 0-2, Locri Licata 2-3, Nissa Paternò 4-1, Sambiase Vibonese 1-0, Scafatese Regina 1-1, Igea Virtus Città di Sant'Agata 2-1, Ragusa Siracusa 1-2, San Cataldese Enna 0-0, per una classifica che in virtù di questi risultati vede il Siracusa al comando con 42 punti, 41 i punti del Sambiase, poi più giù Scafatese 37, Regina 36, Vibonese 33, Nissa e Paternò 27, Castrum Favara 24, Igea Virtus ed Enna 23, Locri 21, Ragusa e Pompei 20, San Cataldese 19, Licate e Acireale 18, Città di Sant'Agata 16, Acragas 14. Ricordiamo che mercoledì verrà recuperata la gara delle Broccoleri tra Castrum Favara e Regina, ricordiamo rinviata su disposizione della questura di Agrigento, visti gli incroci potenzialmente pericolosi tra i tifosi della Regina che sarebbero dovuti arrivare in Sicilia ed altre tifoserie considerate rivali e nemiche da e per la Sicilia. Partiamo col treno dei servizi. Il primo riguarda la capolista, perché il Siracusa reagisce subito al KO di 7 giorni fa contro il Sambiase ed espugna il terreno di gioco del Ragusa grazie ad una doppietta di Manuel Sarao. E allora vediamo le immagini prodotte da Wisport e Tris Siracusa. Un brutto inizio d'anno e di girone di ritorno per il Siracusa, che cade in casa contro il Sambiase per 2-1, perdendo l'imbattibilità casalinga che durava dal 13 novembre 2022, 0-4 contro l'Igea Virtus. Formazione d'emergenza per mister Turati, che non può disporre dello squalificato Candiano. Rientriamo, vi chiediamo scusa, naturalmente queste sono le immagini di Siracusa-Sambiase della scorsa settimana e non quelle di Ragusa-Siracusa. Ne approfittiamo allora per, a proposito di Sambiase, vedere quelle che sono le immagini, questa volta corrette, della vittoria della formazione appunto lametina contro la Vibonese nel derby calabrese 1-0. Andiamo allora a vedere le immagini pubblicate dai profili social ufficiali della formazione appunto del Sambiase. Vediamo. Agosto, Villaggio Baffa in Sila, triangolare Sambiase Cotronevi Vibonese, in quell'occasione vinse il Sambiase ancora 0-1. Intanto la prima conclusione verso la porta, ci prova Zerbo,
su calcio di punizione, passati 1 minuto e 18 secondi. Pallone che termina alto, dunque non impensierisce Zon, estremo difensore classe 2006, originario del Veneto, come la terna arbitrale di oggi. Triestina primavera per lui è Ciliverghe, eccellenza della Lombardia, girone C. Seconda partita titolare per lui. Strumbo allarga benissimo per Carella, avanza l'ex Virtus Francavilla, solito scazzo del numero 30 del Sambiase, fermato dal capitan Favo. Rimessa laterale ancora per il Sambiase, e sempre l'incaricato è Santiago Frasson, fratello di Valentino Frasson, lui classe 2005, Valentino classe 2003. Due bei prospetti interessanti, originari dell'Argentina. Terranova, anzi napolitano, lotta, vince Santiago Frasson, ne esce comunque la Vibonese con Terranova che resiste alla carica di Piriz, controlla e rischia perché perde palla. Ferraro prova l'imbucata per Zerbo, chiude tutto Germini. Le dinamiche di gioco non si sono ancora visti Ferraro e Alagna, oggi saranno loro a dover far salire la squadra viste le condizioni. Intanto occhio a Ferraro che va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, e qui è clamoroso. Sembrava nettamente calcio di rigore, Ferraro era riuscito a superare il diretto avversario, ora si becca pure il cartellino giallo per proteste. Questo sembrava rigore evidente, manca un rigore al Sambiase, quindi già il primo era Nunziante. In un primo momento c'è Zerbo che raccoglie e alza il campanile per Carella, che approfitta di una lettura errata di Nunziante, raccoglie il pallone e serve Zerbo. Tacco, magia di Gabriele Zerbo. Carella prova la conclusione, pretenziosa. Dalla distanza Bolzone ringrazia e si sporca per la prima volta i guantoni oggi. 12 minuti più recupero alla fine di questi primi 45 minuti, che per ora hanno regalato poco spettacolo e tanta guerra in campo. Carella, protesta Annunziante, voleva un fuorigioco, non c'è. Zerbo, Caporello, Solomon prova ad allungarsela, prova a metterla in mezzo, arriva il cross, è insidiosa perché diventa quasi un tiro. Rinvio dal fondo, solo esterno della rete. Prima un piccolo spauracchio per la difesa della Vibonese. E intanto mister Morelli manda già a scaldare qualcuno. Vedo Tiveron, vedo Gassamà. I primi movimenti. Bolzon con il mancino. Aronica protegge e controlla. Rischia però di combinare la frittata perché Solomon trova l'imbucata per Zerbo. Il pallone di Zerbo che entra in porta. Entra in porta e c'è il vantaggio del Sambiase. E il vantaggio del Sambiase, non si è capito chi l'ha toccata per ultimo. Non si è capito che l'ha toccata per ultimo. Esultano i tifosi e c'è il vantaggio del Sambiase al quinto minuto. Non si capisce chi ha segnato. Vediamo chi è stato l'ultimo tocco. Probabilmente Ferraro l'ha toccata per ultima. Cerchiamo di capire chi ha segnato. Vediamo chi ha segnato. Ferraro. E il gol è di Ferraro. Giallorossi. Ora bisogna alzare l'asticella della concentrazione. Traiettoria insidiosa di Terranova. Giuliani blocca, va giù e si prende l'applauso del Dippolito. Il recupero dall'infortunio, complice una posizione in campo non definita, provato un po' in tutti i ruoli da mister Morelli, falso 9, trequartista, mediano. Intanto occhio alla conclusione di Maidini dalla distanza. Bel controllo di Favo qui, Tiveron ne esce vincitore, anzi no, perché Favo recupera. Terranova, fuori gioco di Favo che si disinteressa del pallone. Cozza non riesce ad allontanare, non riesce a guadagnare rimessa. E il cross di Terranova, Giuliani la blocca in qualche modo sul colpo di testa di Alagna, e questa è l'occasione più pericolosa della Vibonese in questo secondo tempo, al 40°. Ma Giuliani deve mettere. Rosario Campana, come l'ha visto, ha detto tu te ne vieni con me, non c'entri niente con il gioco di strada.
l'ha portato con sé al Gragnano e poi non è diventato il suo allenatore, ma è diventato suo papà, perché lo ha adottato in accordo con la moglie, è diventato il suo terzo figlio, il figlio più piccolo. Quindi quel pallone è finito casualmente tra i piedi. Attenzione intanto a Maitini che si era trovato lì davanti alla porta e non ha trovato il gol. Arriva l'ottava meraviglia del Sambiase. Sambiase 1, Vibonese 0. Visto Il Sambiase che riesce ad avere la meglio nel derby contro la Vibonese di Mister Facciolo, tra l'altro scavando anche una discreta, un discreto gap, visto che hanno vinto Siracusa e Sambiase, non hanno vinto invece Vibonese e Reggina. La Vibonese ha perso, la Reggina ha soltanto pareggiato nell'ultimo turno, così come appunto la Scafatese che ha imposto il pari agli Amaranto Calabresi. Vi dovevamo il servizio del derby dell'estremo sud della Sicilia tra Ragusa e Siracusa. Manuel Sarao decisivo con una doppietta. E allora adesso sì, andiamo a vedere le immagini targate Tris Siracusa. Vediamo. Siracusa, il Ragusa per il primo posto alla classifica. Le tante assenze fra gli azzurri portano mister Turati a giocare con il 4-3-3 con Lumia in porta, Baldan e Sus centrali difensivi, a destra e a sinistra i due giovani rispettivamente Puzzone e Pistolesi, centrocampo con Limonelli, Palermo e in cabina di regia Candiano, il centravanti per la squalifica di maggio è Sarao con ai lati Di Grazia e Alma. Ottima partenza degli aretusei, dopo 3 minuti ci prova Palermo, si gira, spalle alla porta, il suo destro finisce alto di poco. Pressa al 12° molto bene Alma e il Ragusa rischia con il giocatore aretuseo che per poco non realizza. Al 21° la punizione di Di Grazia sfiora l'incrocio dei pali. Finalmente si vede il Ragusa, siamo al 27°, ci prova da fuori Abercon, para a terra Lumia. Ma 2 minuti dopo, in contropiede, la formazione di casa passa in vantaggio. Se ne va Abercon, alla fine, dopo una serie di batti e ribatti, il pallone perviene a Taglierino che col suo angolatissimo sinistro mette alle spalle di Lumia, 1-0. Reazione immediata degli azzurri che ci provano al 36°, Candiano per Di Grazia, Palermo fermato in angolo al momento del tiro. Sul corner seguente batte Di Grazia, il colpo di testa di Palermo fa la torre per Sarao che sempre di testa mette dentro il suo primo gol stagionale. Al 46° errore di Sus con Abercon però strozza il tiro che si perde fuori, il Siracusa la ribalta un minuto dopo. Batti e ribatti nell'area Iblea con Sarao che su un retropassaggio di un difensore si ritrova tutto solo davanti a Grasso e mette dentro di piatto sinistro. Così si chiude la prima frazione. La ripresa inizia sempre col Siracusa in attacco. Al 10° Alma di testa all'incrocio dei pali, para il giovane portiere siracusano del Ragusa, Grasso. Al 12° ci prova Ametai per il Ragusa, Lumia mette in angolo. 16° minuto, il cioccolatino di Limonelli per Sarao davanti al portiere, la respinta di Grasso, la rovesciata di Alma che sfiora il palo. Entra al 22° Di Paolo per Alma e un minuto dopo gli azzurri rischiano sul tentativo di Ametai che ci prova con la palla che finisce fuori di poco. Entra Bonacchi per Puzzone, al 27° viene ammonito Palermo che salterà la Nissa nella gara in programma domenica prossima al De Simone. Ma diciamo che non succede più nulla fino alla fine se non da raccontare gli ultimi 3 cambi a Retusei con Longo per Di Grazia, Ba per Candiano, Russotto per Limonelli. Al triplice fischio finale il Siracusa continua a trovarsi in testa alla classifica, consolida su Scafatese e Reggina che hanno pareggiato fra di loro e sulla Vibonese battuta alla Lamezia dal Sambiase. Domenica prossima la Nissa al De Simone. Dunque Sambiase chiama e Siracusa risponde anche nella successione delle immagini. Manuel Sarao che prende finalmente per mano questa squadra, torna a essere protagonista, lo ricordiamo 2 stagioni fa sempre nella massima categoria del calcio dilettantistico nazionale con la maglia del
Catania, un giocatore che finalmente si sta prendendo lo spazio che merita, considerando anche la momentanea sosta ai box di un certo Mimmo Maggio. Questa è la conferma anche della profondità dell'organico a disposizione del Siracusa, del suo allenatore Marco Turati. Scendiamo leggermente rispetto alla lotta di testa, perché dobbiamo andare a vedere anche quelle che sono le immagini da noi prodotte da Sportisidi, che ieri era, come di consueto, con le sue telecamere puntate sul terreno di gioco dello stadio Bruccoleri di Favara. Ritorna a giocare in casa dopo 43 giorni dall'ultima volta il Castrum Favara, e ritorna anche a vincere, perché l'ultima volta era arrivata una sconfitta di misura per mano della Scafatese. Questa volta arriva una vittoria di misura sulla Cireale, una Cireale che torna a piombare nella crisi anche a causa del gol segnato da Nacho Varela. E allora, proprio con le immagini targate Sportisiri, andiamo a vedere gli highlights di Castrum Favara a Cireale. È passato più di un mese dall'ultima volta che il Castrum Favara ha giocato tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri, e ora, nella prima partita casalinga da calendario del 2025, la formazione guidata da Pietro Infantino riceve la visita del pericolante Acireale guidato da Gianluca Russo, che cerca proprio in terra agrigentina quei punti che servono per provare a scalare la classifica, ma di fronte c'è una squadra che appare in ottima salute e che vuole confermare il trend positivo visto tra le mura amiche, interrotto solo dal KO contro la Scafatese. E come possiamo vedere dalle immagini c'è un bel gruppo, c'è una bella atmosfera che però viene interrotta, come è successo in tutti gli altri campi, per ricordare la memoria di Aldo Agroppi e di Carlo Cudicini, scomparsi nei giorni scorsi. Poi è partita, come possiamo vedere dalle immagini prodotte da Giuseppe Montalbano, il primo squillo è della formazione ospite, che cerca di farsi trascinare dalla forza fisica di Benjamin Mokulu, il quale impegna tutta la retroguardia favarese per la conclusione dalla distanza, che si perde sopra la traversa da parte di Danfa. Insiste la formazione ospite, ancora con Mokulu, che si guadagna un buon calcio di punizione. La battuta viene effettuata da Giuliano con la palla che si spegne sulla barriera, poi si affaccia per la prima volta in avanti anche il Castrum Favara con questo colpo di testa da parte di Nacho Varela, che si perde sopra la traversa, ma c'era comunque posizione di fuorigioco. Poi azione insistita con questo contatto abbastanza sospetto, che vede come protagonista Di Mauro, il quale, come vediamo dal replay, allarga un po' l'alettone. Tutto ok secondo il direttore di gara, che è il signor Targhetta di Castelfranco Veneto. Qui azione pericolosa ancora del Castrum Favara, con Varela che viene anticipato dai centrali accesi, poi prova ad accendersi Calogero Lapiana, capitano anche oggi insieme a Scuffia, che in realtà porta la fascia. Qui il cross per Valera supera la testa del centravanti e viene raccolto da Zizzania. Poi dall'altra parte altro cross che finisce ben al di là dell'area di rigore favarese. Occhio però a questo calcio d'angolo battuto sempre da Lapiana, il colpo di testa da parte di De Mini e palla che sorvola la traversa da pochi passi. Si arrabbia il difensore classe 2004, poi su questo calcio di punizione per poco non arriva la correzione nella porta sbagliata da parte di Giuliano, che provoca un calcio d'angolo. Castrum Favara che man mano col passare dei minuti aumenta la propria pressione. Qui ancora Lapiana con la palla fiondata verso l'area di rigore, ancora una volta Nacho Varela viene scavalcato poi da questa azione, da questo fallo non fischiato proprio in favore di Lapiana. Si innesca un'azione pericolosa da parte della Cireale, viene colpito in pieno dal pallone romano, che poi va a calciare con la sfera che si perde ben al di sopra della traversa. Poi attenzione, perché da questa palla filtrante il pallone arriva dalle parti di Nacho Varela, che a tu per tu con Zizzania non sbaglia, va a bersaglio il centravanti
del Castrum Favara, che passa in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo con il suo Ariete classe 1990, perché come stiamo per vedere è ancora più importante questo gol perché arriva prima della fine del primo tempo. La ripresa si apre con questa palla messa in mezzo da Frangiamone, non arriva nessuno sull'invito del numero 3 del Castrum Favara che poi deve difendersi da questo assalto da parte della Cireale. La palla in qualche modo arriva a Mokulu, ma è bravissimo Tommaso Scuffia ad opporsi restando in piedi e mantenendo le braccia larghe. Qui gran giocata di Calogero Lapiana che innesca la ripartenza da parte del Castrum Favara con la palla messa in mezzo da Loduca. Nessuno riesce ad arrivare ancora una volta all'appuntamento. Poi corner, ancora Lapiana, la palla che spiova nel cuore dell'area, tentativo di sforbiciata da parte di Demin, intervento abbastanza dubbio come stiamo per vedere da parte di Danfa. Forse però il direttore di gara fa bene a non fischiare calcio d'angolo. A proposito di tiri dalla bandierina, c'è questo per la Cireale, colpo di testa di Mokulu che per una volta riesce a prendere bene il tempo ma non colpisce bene, blocca Scuffia. Poi da questo cross dalla destra, conclusione al volo a botta sicura da parte del numero 10 Manoni, entrato nel corso della ripresa, salvataggio di Vaccaro praticamente col petto. Poi su questa palla che arriva dalle parti di Mokulu che va giù, tutto ok per l'arbitro, esce Scuffia, esulta Demin che poi dà un'occhiataccia anche al guardalinee. E poi su questa azione particolarmente convulsa il Castrum Favara riesce a liberare, arrivano i tre fischi, finisce la partita, festeggia la squadra di Infantino che sale a quota 24 punti in classifica. Riflette ancora la Cireale che è sempre in crisi di risultati. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Dunque il gol di Nacio Varela e le parate di Scuffia che ha esorcizzato lo spauracchio Mokulu consentono al Castrum Favara di vincere, di tornare a vincere e soprattutto di presentarsi nel migliore dei modi al recupero di mercoledì contro la Regina. Ricordiamo, palla al centro alle ore 14:30 per il recupero della 16ª giornata. Naturalmente al termine della gara, qualche minuto dopo la fine della gara, gli highlights a cura appunto di Sportisili, essendo una partita interna della squadra di mister Pietro Infantino. Allora, prima di chiudere, dopo aver ricordato l'appuntamento di mercoledì, andiamo a vedere il prossimo turno, mentre in sovraimpressione scorre la classifica. Andiamo a vedere i risultati o meglio, scusate, il cartello della giornata numero 20 che prevede ben 5 derby siciliani, ovvero sia Acragas Castrum Favara, Acireale Ragusa, Enna Noveggia Virtus, Paternò San Cataldese e Siracusa Nissa, poi il derby calabrese tra Vibonese e Locri e infine a chiudere il programma Regina Sant'Agata e Sambiase Pompei. Si chiude dunque la prima parte di Localcio dedicata alla Serie D. Qualche minuto di break, torneremo con, come di consueto, salvo orifici e come di consueto con un ospite in studio. Se avete già visto la locandina di presentazione sapete già di chi si tratta. Se non l'avete vista, si tratta di Marco Vittorietti, allenatore della Super Giovane Castelbuono, il più giovane allenatore dell'eccellenza. Restate con noi e poi torniamo qui.
Buonasera e benvenuti. Lo Calcio torna in diretta nel 2025. Questa è la prima puntata della nuova edizione appunto di Lo Calcio. Non andiamo in diretta dal 16 di dicembre del 2024 l'anno scorso e lo facciamo, diciamo, ripercorrendo quelle che sono state le giornate di eccellenza e promozione che sono giocate non solo ieri ma anche diciamo nelle scorse giornate che non siamo riusciti ad andare in diretta per svariati motivi, e lo facciamo con un ospite che volevamo già la settimana scorsa e che abbiamo caldamente richiamato per questo lunedì. L'allenatore più giovane sicuramente dell'eccellenza, è uno dei più giovani, non so d'Italia, questo quello forse il più giovane d'Italia, ce lo dirà Ivano che sicuramente ci segue da casa. Marco Vittorietti, allenatore della Super Giovane Castelbuono. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, ragazzi. È un invito che, come ho detto poc'anzi, volevamo già da tempo e che siamo riusciti a concretizzare, Francesco, perché Marco, diciamo, a parte la gioventù, è uno di quei personaggi che ci riconciliano con il calcio, soprattutto dilettantistico, è uno di quelli che ci auguriamo possa intraprendere una strada più, diciamo, famosa possibile, più gloriosa possibile per lui e per tutto il movimento, diciamo, degli allenatori palermitani. Assolutamente sì, intanto vi saluto nuovamente per quelli che già ci stavano guardando. È un discorso che noi abbiamo portato avanti già con altri colleghi di Marco, mi viene in mente Peppe Vigneri, mi vengono in mente tanti altri che intraprendono e vedono il mestiere dell'allenatore proprio come un lavoro. Adesso noi parleremo con lui anche della sua gavetta, della sua crescita, anche di qualche modello ovviamente a cui ti ispiri. A noi fa piacere vedere che adesso nulla togliere ai decani della panchina a livello del calcio siciliano, più o meno dilettantistico, ci fa piacere che comunque le nuove leve continuino a venire fuori, quindi mi fa estremamente piacere, tra l'altro credo che sia la prima volta, calciatori a parte, che il nostro ospite è più giovane di noi. Lo possiamo dire con assoluta certezza. Tu hai 32 anni, giusto? 27. 26, ancora peggio, ancora peggio. Dobbiamo trovare un ospite che sia più giovane di Salvo Geraci, ma quello è un po' difficile. A meno che non parliamo di allievi, lì diventa difficile. Allora, Marco, la prima domanda che ti faccio per spezzare un po' il ghiaccio. Sì. Questi primi mesi di allenatore in eccellenza e girone A, dico, non hai cominciato né con la terza categoria, ma con la seconda, ma già diciamo dalla massima categoria regionale. Cosa ne pensi? Se è quello che ti aspettavi? Come ti stai trovando non solo a Castelbuono, che è la tua casa calcistica, ma in questo girone di eccellenza? Diciamo intanto che io l'eccellenza l'ho in parte vissuta anche da under, da giocatore. L'anno scorso l'ho potuta vivere nello staff di Mister Utro, da Enna. Quest'anno ho la fortuna di viverla in prima persona. Non c'è nessuna correlazione tra i tre ruoli. Questa già è una cosa importante, perché chiaramente quando lo fai da allenatore è qualcosa di Sì, ma qual è diverso. il più difficile dei tre ruoli? Parlo da calciatore allenatore o dice allenatore? Quello più facile è farlo da calciatore, sicuramente. Lavorare in staff eppure ha le sue... Soprattutto con Mister Utro. È Sì, uno lui è molto molto... esigente, lui è molto esigente, però devo dire che grazie a lui oggi quando è arrivata la chiamata del Castelbuono, se non avessi avuto quell'esperienza e quel bagaglio lì, forse non mi sarei sentito pronto per accettare, perché Certo. poi è arrivata questa occasione, avevo un po' il fuoco dentro e mi sono messo in gioco, però devo essere anche sincero, se non avessi avuto quel bagaglio lì, probabilmente non avrei potuto accettare, perché non aveva nemmeno tanto senso andare incontro a qualcosa di cui non ti senti tu pronto. Invece devo dire che quell'esperienza mi ha assolutamente dato tanto. C'è tanta differenza tra staff e allenatore, che chiaramente senti un peso diverso, e sinceramente all'inizio dell'anno anche io mi mettevo un peso particolare, perché fondamentalmente c'era tanta curiosità per capire se potevo stare a questo livello, però fondamentalmente quello che si metteva più pressione addosso, cioè quello che voleva dimostrare qualcosa a qualcuno ero io. Eri te stesso. Io volevo dimostrare qualcosa a me stesso, e in parte ad oggi quello che mi dovevo dimostrare, me lo sono dimostrato, insomma.
diciamo, sicuramente avrai tanto ancora da apprendere dalla Ah, categoria, quello però diciamo, diciamo, la prima fase di adattamento l'hai sì. superata, adesso diciamo, prepari, penso, la settimana e le partite con un po' più di scioltezza, ormai ti sei abituato, o ancora diciamo, hai qualcosa Eh, da... in scioltezza mai, perché ogni partita è veramente complessa da preparare. Secondo me c'è anche una differenza tra l'eccellenza quando giocavo io da under e oggi. Abbiamo parlato anche poco fa. Oggi è una categoria che ti impone la professionalità e l'attenzione nei minimi dettagli e quindi dire di poter stare con leggerezza o con scioltezza a vivere una settimana, no, cioè, le settimane sono tutte tese e tranquille. Di sicuro è stato questo periodo, i primi mesi, è più inquadrato il lavoro e ho già delle linee che mi sono io stesso creato, insomma. Adesso, ora, Francesco, magari andiamo a leggere quelli che sono i risultati. Intanto leggo qualche messaggio che ci arriva. C'è il nostro amico Rocco Trentalange. Buonasera, mercoledì per la storia. Tutti a Paternosa, votiamo Sportisli. Ciao Rocco, chiaramente con le bandierine nero-verdi dello Sciacca, perché penso che si occupi, Sì, parli della, sì, sì. della finale di Coppa. Salvatore Sannasardo, forza Don Carlo Misilmeri, ne vedremo delle belle, è un piacere ascoltarvi, grazie Salvo, e anche a Francesco Manzella. Ciao Francesco, vi seguo anche da Siderno, forza Don Carlo Misilmeri. Salutiamo Francesco, lo ringraziamo e quindi insomma andiamo a vedere più o meno quello che è successo in campo ieri. Assolutamente sì, con l'ausilio del sempre utilissimo e validissimo Salvo Geraci, giusto? Salve, troppi salvi Sì, in salvo, questo salvo. studio. Andiamo a vedere i risultati della giornata numero 17 del girone di eccellenza, partendo dal rinvio di Casteldaccia Marsala per via dell'impraticabilità del campo del Fiorilli. Poi al sabato vittoria per la Parma Valle sul San Vitolo Capo per 1-0, stesso risultato tra Castellammare e Unitas Sciacca. Accademia Trapani Partini Codace 2-1, Atletic Club Palermo Super Giovane Castelbuono 2-0, Don Carlo Misilmerio Oratorio Marineo 5-1, Lascari Cefalù Gela 0-4 e infine San Giorgio Piana Folgore Castelvetrano 0-0 per una classifica che dopo le prime 17 giornate vede in testa ancora l'Athletic Club Palermo a quota 41 punti, 39 punti per il Gela, 32 per l'Unitas Sciacca, scusate, 29 per la Don Carlo Misilmeri, poi 28 San Giorgio Piana, Marsala 25, Castellammare e Permoval 23, Folgore Castelvetrano, Accademia Trapani a 20, Super Giovane Castelbuono, Oratorio Marineo e Partinico Dace 17, San Vito Lo Capo e Casteldaccia 16, chiude il Lascari Cefalo a 6 punti, naturalmente Marsala e Casteldaccia hanno una partita in meno. Marco, ieri partita diciamo proibitiva da un punto di vista diciamo del campo, che sulla carta in teoria non c'era storia, però quello che si è visto anche durante l'arco della partita è quello che poi mi hai raccontato anche a microfoni spenti, insomma, ve la siete giocata a testa alta, avete subito il gol del 2-0 a pochi minuti dal triplo fischio, raccontaci com'è andata la partita. No, sicuramente siamo andati in casa della prima in classifica, una squadra che oltre ad avere il favore del pronostico, ha anche il favore del pronostico della vittoria finale, insomma, perché insieme al Gela si giocherà la vittoria del campionato, ma noi non volevamo snaturarci, volevamo giocare a viso aperto, volevamo giocarci le nostre chance con molta tranquillità, molta leggerezza. E devo dire che abbiamo fatto un ottimo un primo tempo in cui devo dire abbiamo anche avuto il pallino del gioco, un primo tempo dove direi che il primo tempo si chiude con 2 azioni da gol per parte, solo che l'Athletic riesce a concretizzarne una e sull'altra prende il palo. Noi abbiamo avuto 2 occasioni da gol, una con la Vardera e una con Ronde, che non siamo riusciti a trasformare. Secondo tempo, devo dire, sono usciti di più loro, però diciamo che le occasioni da gol che hanno avuto loro sono in linea con quelle che poi ti aspetti. Di andare, è impensabile di finire la gara e non concedi palle gol all'Athletic, insomma. E sono contento, tra virgolette, che a 10 alla fine abbiamo una palla gol per pareggiarla, quindi questo testimonia quanto eravamo veramente in partita e vivi. Purtroppo abbiamo preso un gol, secondo me, troppo ingenuo, che ha chiuso la partita anzitempo, perché poi
lo sapete, il calcio è strano, rimani 1-0, a 10 alla fine, a 5 alla fine, si sono sempre piazzati, può succedere di tutto, noi eravamo in palla e di questo sono tanto contento. Il gol mi dà un po' fastidio perché la volevo chiudere in maniera diversa, la volevo chiudere un po' più in là col tempo, semmai. Però va bene così, dico, alla fine il nostro campionato non passa da vittorie come quella dell'Athletic, voglio dire, l'importante è uscire dal campo comunque sempre con un'ottima prestazione. Tra l'altro, prima di passare alle immagini, io volevo sottolineare una cosa, che la Super Giovane, dopo aver messo in difficoltà, cioè ha messo in difficoltà l'Athletic, dopo aver rischiato di uscire da Gela con un punto, perché se ben ti ricordi, e purtroppo Marco se lo ricorda, una svista arbitrale, inutile girarci troppo intorno, sul gol di Arcidiacono, se non Sì. ricordo male, il 2-1, No, Arcidiacono è quello che ha prende messo la palla in ma mezzo. sì, dalla curva l'ha messa in mezzo. Dalla strada Sì, sì, sì. antistante, lo so, ovviamente scherziamo sull'ora arbitrale, ma poi uno fa il conto e dice, ovviamente non te lo auguriamo, fai tutti i scongiuri del caso, dovesse mancare l'obiettivo salvezza per un punticino, dice mannaggia quel punticino contro il Gela, tra l'altro su un campo caldissimo, tu lo potrai confermare. Allora andiamo a vedere le immagini di questo 2-0 con l'Athletic Club Palermo che, pur con qualche assenza, ma comunque con un roster tipo i Monsters di Space Jam, vince contro la Super Giovane, e poi torniamo in studio e commentiamo. Amici appassionati dell'Athletic Club Palermo, un saluto da Andrea Barraco e bentornati alla Favazza dei Terrasini. È la prima gara in casa del nuovo anno, la seconda dopo quella in trasferta contro la Folgore Castelvetrana, e adesso siamo pronti per la 17ª giornata del campionato di eccellenza. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Athletic Club Palermo che viene da un pareggio sofferto contro la Folgore Castelvetrano, pareggio ripreso grazie all'arcobaleno disegnato da Concialdi, di fronte a un avversario che è in un buon momento di forma come la Super Giovane Castelbuono, che naviga un punto sopra la zona play out, ma che in un gran momento viene da 4 risultati utili consecutivi. Da Bio e poi ancora Marrone col pallone di prima, occhio a Sangaré che chiude di testa, il pallone rimane, occhio la Vardera che calcia male, Romano non ha problema a bloccare il pallone, a fare ripartire i suoi col tocco, a cercare Matera, qui Pennisi col sì, è stato fondamentale, Palagno a fare la mezzala, Mazzotta ad appoggiare Matera. Quel pallone lungo di Torres a cercare ancora la spizzata di Matera, occhio che arriva, Bilardi può calciare! Gol capolavoro di Bilardi su una costruzione da dietro con calma, poi la spizzata perfetta di Matera e Bilardi che col sinistro ha spaccato la porta e non ha potuto nulla. Man mano gol dell'1-0 dell'Athletic. Esterno Calagna se ne va via bene il numero 21, occhio alla presenza di Matera, palo e pallone tra le braccia di Mammano, ma Matera ci aveva messo lo scarpino e non ha trovato per un nulla il gol. Adesso c'è stata un'inversione nella Super Giovane con Pennisi che fa occhio al pallone per Mazzotta, Mammano fa un intervento super ad evitare il gol del 2-0, grande inserimento a fari spenti di Mazzotta. Valenza cercare Mazzotta, occhio Calagna in area di rigore, Mammano e poi Pennisi a spazzare via il pallone, ma era già uscito corner, ma man mano super su Calagna. Calcio d'angolo con Concialdi, colpo di testa che non arriva di Torres, so che a Sangaré potrebbe anche calciare con il destro, preferisce temporeggiare, andare da Bongiovanni che propone il cross, Torres in aria, alto Torres, non si è coordinato bene. Fischia il direttore di gara col destro, pallone in area di rigore, occhio al colpo di testa, la rimane lì, alto di Lavardera che davanti a Romano non è riuscito a schiacciare, a un passo dal gol del pari la Super Giovane. Super Giovane a un passo al 36esimo dal gol del pari, in questa situazione la palla inattiva con la Vardera che è scappato dietro la linea dei difensori. Qui Concialdi
Vada Bongiorni per proporre il cross. Occhio, Matera! Ci pensa Federico Matera in girata col destro a non lasciare scampo a man mano e a scrivere il 2-0 nel momento più complicato dell'Athletic. Esce Matera. E ancora Torres, non si gira. Poi la ripartenza con la Vardera che serve. Prestianni va a cercare lo scatto di Ronde. C'è Biardi, occhio a Ronde! Romano, ancora il numero 7. Romano arriva e blocca il pallone. Birardi, stavolta con il tacco legge bene. Insidis regala il pallone a Marrone, ma non c'è più tempo. Finisce qui la 17ª giornata del girone di eccellenza del Club Palermo, che si impone per 2-0 sulla Super Giovane Castelbuono, ottiene la prima vittoria di questo 2025 e si proietta a 41 punti in... Torniamo live dopo aver visto il 2-0 dell'Athletic Palermo sulla Super Giovane Castelbuono, e adesso era la prima volta che io vedevo le immagini. Ci sta un po' di rammarico da parte di mister Vittoretti, perché chiaramente quando ti ritrovi 8-1-0 è una palla gol molto importante, praticamente a 2 metri dalla porta, questo colpo di testa che alla fine non ha creato particolari pericoli, nonostante la vicinanza alla porta, insomma, dà un po' di rammarico. E poi chiaramente il 2-0 di Matera a chiudere tutti i conti. Davide Verderame, Forza Gela, Gioacchino Franco, buonasera grande mister, di solito con diciamo i cinghialotti e le bandiere giallo-nere. Davide Verderame invece chiaramente sottolinea, così come magari ha avuto un po' di favori il Gela in quella partita, magari dice dei 13 rigori dell'Atletico, diciamo, non ne parlate, non ci scherzate, chiaramente ne abbiamo anche parlato di questo. Tutto alla fine, a fine diciamo campionato, tutto si livella, lo diciamo sempre. Cose negative, cose positive ce ne sono da una parte e dall'altra. Penso che alla fine tutto si torni a zero, diciamo. Io faccio una piccola Sì, precisazione, se mi permetti, su certo. questo episodio di Gela. Devo dire che niente nell'ambiente Gela o nei calciatori, quando è successo questo episodio, i calciatori sono stati corretti. Arcidiacono stesso mi ha detto: mister, può essere, non lo so, però dico, Chiaro, possiamo anche lì pretendere che loro vengano là a dire fuori, annullate tutte fuori. Quindi mi sento di dire che comunque non vedo malizia negli arbitri, certe volte loro sbagliano come assolutamente sì. come sbagliamo noi, insomma. Tra l'altro posso anche dire, senza per poter essere smentito, che quello era un altro Gela rispetto a quello di adesso, ma non parlo da un punto di vista dirigenziale, parlo da un punto di vista un po' tecnico, qualitativo. Diciamo, ho visto una crescita da parte di questa squadra che durante l'arco della stagione sta crescendo di gran lunga, e lo dimostrano anche i risultati che sta ottenendo, tant'è andare a vincere 4-0 in quel di Lascari non è facile per nessuno, nonostante Lascari comunque stia attraversando un periodo non positivo. Adesso il Gela secondo me da quando è arrivato a primi tre. Cioè, Stavo per non dirti esattamente quello. non lo leggevo, diciamo, in testa. Perché tu lo sai che Io so che tu lo la ami. questione, no, ma non è che lo amo, dico, a sentire tante persone, ho detto, sta squadra è un playmaker. Sì, bravo. Riviter. Io settimana scorsa c'è andato a Casteldaccia, io sai che seguo ancora, io non ero presente, però mi parlavano di un proprietario tipo alla Pira, cioè cose allucinanti, e diciamo il curriculum Del resto, infatti. parla da solo. E tra l'altro domenica c'è Gela Misilmeri, che non è una partita, Questa è da andare a vedere. può Sì. essere un bel test. Ciao ragazzi, Marcuccio è un ragazzo serio, preparato, umile, e sono contento che stia facendo un bel percorso. Marco Mineo, che è uno di quelli che ti elogia sempre pubblicamente e non. Roberto Terranova, grazie al mister Vittoretti presente, vorrei porvi una domanda. Perché in eccellenza ci si affida soprattutto agli over, dando pochissimo spazio agli under? Questione solo di cartellino e ingaggio? Bella domanda. Ci si affida di più agli over che agli Sì. under? Veramente non è Non è il tuo caso. Da te hanno preso pure l'allenatore, under. Esattamente. Non lo so, dipende, dai, dipende secondo me anche dagli obiettivi che ha ogni squadra. Devo dire che secondo me comunque mi capita di vedere spesso squadre con 3 o 4 under, a prescindere dalle regole.
non siamo solo noi a presentare tanti under in campo, anzi, chi gioca dalla settima in classifica in poi, secondo me ci sono un po' di under in campo. Poi, secondo me, sul discorso over, secondo me avere una giusta quantità di over in campo dà anche una mano ai ragazzi, agli under, quindi chiaramente per il percorso di crescita degli under, visto che ci mancano i ragazzi, parliamo sempre un po', no, di giovani, i grandi fanno bene ai ragazzi, gli danno regole su come stare nello spogliatoio, anche regole di stare in gruppo, che non è una cosa da poco, insomma. E poi chiaramente secondo me più è alto il livello e l'obiettivo della squadra, chiaramente ci si affida un po' di più agli over, come è normale che sia. Come è normale che sia, anche perché chi è giovane e chi è forte probabilmente ha l'ambizione di stare in qualche categoria un po' più alta e magari ci riesce, e chi invece ha fatto le sue esperienze sta in una categoria come l'eccellenza per provare magari a vincere i campionati. Questo mi sembra abbastanza in linea con la normalità delle cose. Assolutamente sì. Sai una cosa che mi dà fastidio, la dico ora. Mi dà fastidio quando una squadra, soprattutto perde, e scrive poi nei post su Facebook o dirigenti, abbiamo perso però in distinta, abbiamo 7 under, 8 under. Dico, ma perché sottolineare che hai perso? Perché allora a sto punto è come se indirettamente dai colpa agli under del fatto che tu non hai vinto una partita. Non è così. Il fatto che hai 7, che avete 6, 7, 8, 10 under è un pregio che tu lo devi dire quando vinci. Magari puoi dire ho vinto, è una squadra giovanissima. Il sottolineare un qualcosa del genere per me non deve essere più fatto, perché o che sia under o che sia over, l'importante è che diciamo, vengano diciamo, dati meriti ai giocatori che scendono in campo a prescindere dall'età. Se noi continuiamo a dire ho giocato con 3 anni, con 4 anni, con 5 anni, questa cosa viene sottolineata in maniera erronea e non è giusto. Aggiungo una cosa, proprio perché siamo in area di dissing, visto che ormai si va avanti a dissing. Queste società, ovviamente non facciamo riferimenti specifici, No, dico assolutamente. succede, è una cosa purtroppo diffusa. Sono le stesse società che in sede di costruzione estiva costruiscono con i 9 over che vanno in campo, perché vanno 2 under in campo, e poi spesso e volentieri il resto della rosa per risparmiare, proprio senza non girarci troppo intorno. Per risparmiare ingaggiano quasi tutti under per le cosiddette seconde linee. E poi sono quelli che, come dici tu, quando perdono, quando magari vivono un campionato difficile, ma avevamo tanti under, in panchina ho solo under, si è rotto l'over, ho messo un under in più. Questo sempre per è la nostra crociata, non lo so se Marco, seguendoci lo sa, la nostra crociata è proprio questa. Far sì, sperare, credere in un mondo che per il momento è utopistico, in cui l'under non è più un alibi ma una risorsa, e noi Esatto. speriamo che al più presto, e ripeto, quando io tiro in ballo allenatori come Marco, come Giuseppe Vigneri, come, e lo abbiamo visto anche in diretta ieri su Sportisili, Riccardo Abbenante, che punta sugli under, noi speriamo che la nuova era dei nuovi allenatori, senza, ripeto, nulla togliere ai decani di questo mestiere, possano valorizzare appunto gli under, perché magari come Marco e come altri vengono da un contesto di guida tecnica delle formazioni giovanili, e quindi dicano dovete andarli a prendere lì i giocatori per vincere i campionati, non dovete spendere necessariamente i miliardi per comprare l'over che è garanzia di vittoria, ma puntare sui giovani che possono proprio dare quella marcia in più. Ma lo stesso Marco, correggimi se sbaglio, è una mia riflessione che si può trasformare in domanda. Lo stesso Marco prende spunto, penso, dai decani di questo mestiere, perché tu hai le tue idee, tu hai i tuoi principi, poi ti ritrovi ad affrontare in campionato degli allenatori che fanno questo mestiere da decenni, magari riesci a rubare qualche aspetto anche durante la partita stessa o nella preparazione o nel post partita. Dico, penso che così come ci sono appunto i grandi giocatori in campo che danno, diciamo, dei consigli agli altri giovani, tu stesso prendi spunto da questi decani, così come loro, Ti secondo me, prendo, dovrebbero fare al contrario. Ecco. prima parlavamo un po' a chi ti ispiravi, o roba del genere, no? Io ho un ottimo rapporto con Ignazio Arcolea, no? Allenatore del Palermo dei Picciotti, e sinceramente quando parliamo e mi racconta i suoi aneddoti, cose, direi che quello che ha fatto lui è una cosa bellissima, no? Ha preso dei ragazzi che giocavano in primavera e li ha buttati tutti in prima squadra, e mi ha sempre detto i giocatori costruisciti, che fondamentalmente soldi nel calcio se ne saranno sempre pochi, quindi fai prima a costruirti
i giocatori che andarteli a comprare. Poi alla fine, ed è vero così se ci pensiamo, perché se non sei in Serie A o in Serie B, dove hai la possibilità di andarti a comprare chi vuoi, fondamentalmente credo che la differenza la faccia il lavoro quotidiano. Probabilmente l'unica distinzione che dobbiamo fare è fra i giocatori buoni e i giocatori non buoni, a prescindere se siano under o meno. Cabrera è un giocatore buono, a prescindere dall'età. Poi che sia un 19enne, 18enne, quello che è, ha a suo vantaggio perché ha più carriera davanti a sé e quindi può dimostrare il suo valore per più anni rispetto a uno di 35 anni. Però è un buon giocatore, poi te lo ritrovi perché è anche più giovane, Chiaro. più che altro è un suo merito. Ora, intanto ci segue Salvatore Utro, scusatemi, che salutiamo. Utro, Certo. abbiamo detto l'anno scorso, era allenatore dell'Enna con Marco Vittoretti all'interno dello staff, quindi è strettamente legato a Marco. E quindi ciao mister, se hai voglia di dire qualche cosa ti leggeremo con molto piacere. Cicero Giuseppe, complimenti per la trasmissione, ciao mister, vi assicuro che è un fenomeno. Quindi insomma, Lo so. e poi insomma Terranova, Roberto diciamo, era d'accordo col mio discorso sulla questione della pubblicazione o meno di queste scuse degli under utilizzati in campo. Per evitare di dilungarci abbiamo altre immagini da vedere. Andiamo a Francesco? vedere una squadra che è punta sui giovani del vivaio, il Gela. No, non è vero. No, il Gela ovviamente è dell'amico Aurelio Lobianco, che ha inflitto un altro, se non erro, ha vinto 4-0 anche col Casteldaccio la settimana precedente, 3-0, hanno fatto un upgrade, 4-0 in quel di Lascari. Faccio un appunto, approfitto tra l'altro anche della presenza di Marco Vittorietti, che lo ha avuto sotto la sua guida a Enna. Scuse pubbliche a Giuseppe Zappalà, perché purtroppo manca il suo gol negli highlights. Vediamo. Lascari Cefalù e Gela si affrontano nella seconda giornata del girone di ritorno di Eccellenza Girone A, un incontro che si gioca sotto una pioggia torrenziale all'Ilardo di Lascari. Subito parte forte la squadra di Cacciola con il colpo di testa alto sui sviluppi di una palla inattiva, poi purtroppo le immagini vengono meno in occasione della rete che sblocca la partita. Minuto 26, ci pensa Zappalà con uno dei più classici inserimenti su palla inattiva a battere Crisafulli e a realizzare lo 0-1. Poi al minuto 40, altra svolta della gara, entrata di Ventura su Arcidiacono, meritevole, secondo il direttore di gara, della seconda ammonizione, e dunque Lascari che rimane anche in inferiorità numerica, impresa che si fa sempre più ardua per la squadra di Davide Boncore, che ci prova comunque con il calcio di punizione di Arena. La palla si perde sopra la traversa in quella che è di fatto l'ultima azione del primo tempo. Dopo il duplice fischio passiamo con le immagini realizzate da Pietro Piazza al secondo tempo, e dopo 9 minuti, al termine di una bella azione che parte da sinistra, passa a destra con il cross di Cocimano, arriva a Maidana, il Gela raddoppia con l'inserimento vincente del suo terzino che brucia la difesa cefaludese e provoca il raddoppio per la seconda forza di questo campionato, partita ormai indirizzata e che si chiuderà 3 minuti più avanti. Altra azione sulla sinistra, Cocimano dialoga benissimo con Savassa, anzi si tratta di Arcidiacono, la palla in ogni caso arriva a Sessa che col destro a porta praticamente vuota segna lo 0-3, vola il Gela contro un Lascari Cefalù praticamente inerme e che continuerà a subire le iniziative della formazione ospite. Qui un altro cross dalla destra, la palla che arriva dall'altra parte dove c'è ancora Maidana, la palla messa in mezzo, non può arrivare nessuno a questo appuntamento con il cross. Poi ci prova ancora una volta su punizione Lascari Cefalù, sempre con Arena, questa volta arriva la parata. Poi dall'altra parte l'azione di Prestia che riesce ad evitare un avversario, il quale poi lo stende in area di rigore, direttore di gara che non ha dubbi, penalty per il Gela, e a 5 minuti alla fine si presenta dal dischetto per la rincorsa e per la conclusione Luca Savasta. 0-4, cala il poker, il Gela esulta, il centravanti palermitano che dunque chiude definitivamente i giochi. E dopo 3 minuti di recupero e al termine di questa azione conclusa da Prestia, con questa conclusione che si perde di pochissimo al lato, il direttore di gara porrà fine alle ostilità. A dire la verità, di ostilità ce n'è stata ben poca, perché non c'è stata partita all'Ilardo di Lascari. Il Gela sbanca il campo del Lascari Cefalù e prosegue l'inseguimento all'Athletic Club Palermo. Da Sportisili è tutto, alla prossima.
E dunque goleata del Gela all'Ilardo di Lascari. Tu che le affrontate entrambe abbastanza di recente, facciamo il giochino che facciamo sempre con tutti gli allenatori di eccellenza che passano da qui. Avendola affrontate entrambe, è vero che tu hai affrontato, come dicevamo prima, il Gela in una fase magari di ricostruzione, di rimessa a posto, ma valori alla mano, siano nel frattempo il Gela ha messo dentro Privitera, Agudiak, credo abbia messo dentro anche qualcosa in difesa, se non ricordo male. Sì, e so che deve fare E qualcosa. devono mettere dentro qualcos'altro da quello che ci è giunto alle nostre orecchie. Tra le altre cose, oggi ho fatto un paio di telefonate. C'è qualcosa in ballo di importante a Gela, ma non diciamo cosa. Magari Bolle in pentola. bolle in pentola qualcosa. Sì. Ti chiedevo, Marco, prova a tornare serio perché Orifici in questo momento è caldo. È bastato vedere Brunori ieri segnare dal vivo Bravo. e si è acceso. Eh, numeri alla mano, valori alla mano, come pensi, naturalmente prenditi tutte le responsabilità del caso, come pensi che si possa risolvere questo duello e se pensi che lo scontro diretto di Terrasini possa essere in qualche modo risolutivo? Non ho la minima idea di come si risolverà il campionato, quindi se aspettavi una mia risposta non te la darò. Sì, comunque secondo me lo scontro diretto può fare, perché poi potenzialmente potrebbero essere le ultime 6 partite. Mi sembra che loro si incontrano a 7 alla fine, 8 alla Mhm. fine, ma sono due squadre che potenzialmente potrebbero fare le ultime 8 tutte vittorie. Perché poi entrano in quel rush finale in cui tutte e due hanno veramente un roster importantissimo. Credo comunque che anche l'Athletic farà un altro acquisto davanti, perché Di Gaudio dovrebbe andare via, o è Esatto. andato via, quindi oltre Gela anche l'Athletic farà un altro colpo davanti, verosimilmente, quindi eh, non lo so veramente chi è più avanti delle due, sarà particolare. Di sicuro il Gela ha forse a livello ambientale qualcosa in più perché vuoi o non vuoi ha una tifoseria, una tradizione. Non lo so se in questi momenti può fare la differenza. D'altro canto l'Atletica ha anche giocatori che hanno veramente fatto a livello calcistico qualcosa di importante. Dico, alla fine Mazzotta lo stesso anno stessa era Lega Pro, voglio dire, quindi è particolare, è veramente una sfida che sarà bellissima e possono anche perdere campi possono perdere punti in qualsiasi campo. Quindi particolare come sfida e sarà sicuramente avvincente. Negli ultimi anni ce ne sono state di sfide avvincenti. Mi ricordo la più recente, forse è stata Enna Akragas nel girone A, che l'anno Sì. scorso, diciamo, la pratica Nissa-Favara non è stata così accesa. Enna Akragas si è conclusa all'ultima Sì, giornata, se non sì, ricordo male. sì, sì. E questa secondo me si concluderà anche in questo caso all'ultima giornata. In qualsiasi caso chi non sale da diretta si farà di tutto per salire dai playoff. Ti posso dire che quell'Ennac è stata decisa, come tu dicevi, siccome poc'anzi hai detto possono perdere punti ovunque. L'Enna era sopra di un punto sull'Agras, anzi 1 o 2 punti, ha pareggiato a Casteldaccia, poi 0-0 a 3 giornate dalla fine e l'Agras l'ha superata e poi ha mandato. Quindi per farti Castellaccia che doveva essere stata proprio Sì, sì, all'ultima giornata, quindi punto salvezza e lì poi è stato sorpassato sì, anche perché l'Enna. giù comunque c'è Bagarra. Eh, Beh, io, Giù bravo, mi hai anticipato perché ti abbiamo trattato con i guanti, adesso invece ti diamo un po' di disparo perché devi anche sbilanciarti su quella che è una bagarre, come giustamente tu l'hai definita, perché dalla nona posizione, ovvero Folgore Calcio Castelvetrano, alla 15ª dove c'è il San Vito, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7 squadre in 4 punti. Tra cui chiaramente questo è il Supergiovane Castelbuono, la Supergiovane Castelbuono con il Castellaccia che ha una partita in meno, ma non può superare anche quando vince questo quota 20 punti. Quindi ti voglio chiedere, e all'ultimo posto c'è il Lascari con 6 punti. Ti voglio chiedere, in virtù di quello che vediamo in questa classifica, due cose. Uno, se la posizione della Supergiovane Castelbuono è quella che si merita e che ti aspettavi o a inizio diciamo campionato o comunque sia
nell'arco di queste prime giornate, se la Supergiornata Castellone è nel posto dove merita di essere. E due, ti chiedo a questo punto, vedendo quella che è la situazione là sotto, chi, e me ne devi dire almeno due, chi rischia di, non dico di scendere, ma di fare i playout. Ti salvo così. Chi rischia di fare i playout perché diciamo Almeno due. almeno due Però ti ha merita. salvato, ti ha Non salvato. detto chi scende, perché poi i playout ti possono salvare. Chi, secondo te, Allora, rischia di fare i alla playout? prima domanda ti dico no, non lo meritiamo, ma te lo dico in maniera schietta e sincera perché guardando un po' le partite che abbiamo giocato, secondo me ci manca qualche punto, vedendo come lavorano i ragazzi e l'impegno che stiamo mettendo, meritavamo una classifica diversa a questo punto. Detto questo, quello che meriti nel calcio a questo punto conta poco, Esatto. la classifica non ti perdona, quindi a prescindere da quello che meriti o no, cambia veramente poco. Sei là, devi lottare e c'è poco da fare. Mm, chi va a fare i play-out è tosta, veramente tosta. Ti voglio rispondere coi periodi, per uscirmene così, ma non me ne vogliono. Ti dico San Vito e Partinico giusto per i periodi che stanno vivendo, però ho visto il Partinico che sta facendo, ha fatto qualche acquisto, ho visto il San Vito che comunque ha cambiato la guida tecnica e ha preso un mister di comunque io stimo, che è Stefano Colombo, eh, quindi possono rialzarsi. E comunque anche questa è una sfida che si giocherà fino all'ultimo. Io 2 giornate fa ero penultimo, ora se guardate la classifica siamo una zona fuori alla playoff. Sì, incredibile, è una classifica E molto, molto quindi bella. anche qua secondo me farà tanto il saper gestire le emozioni perché una settimana perdi e sei penultimo, una settimana vinci e sei fuori dalla zona playout. E questo equilibrio emotivo deve essere, tutti dovranno essere bravi a gestirlo perché sei giù e ti deprimi, sei su e un poco ti senti un po' più tranquillo, ma non è così. Anche quelle che stanno a 20, anche quelle che stanno a 23, Assolutamente. fondamentalmente stiamo parlando di 2 vittorie. Cioè, se tu riesci a fare 2 vittorie consecutive, ti senti invincibile, è particolare. Io sinceramente, se dalla parte alta me ne ricordo campionati così, nella parte bassa così Sono d'accordo. non me ne ricordo. Non me ne ricordo, anche l'anno scorso mi sembrano che Aspra e Mazzara erano un po' più staccate e il Fulgatore ci ha provato, però poi a un certo punto non ci è riuscito più. C'era una piccola bagarre per le ultime posizioni dei playout, però in questo caso no, cioè in questo caso Tra veramente l'altro l'Ascari stesso che a 6 punti comunque sia non è una squadra che dice matrazza, no, no, no. non molla mai, è una squadra A che lotta Partinico è andato a Partinico a fare, ha preso gol sul rigore all'ultimo secondo. E anche lì molto contestato, tra l'altro, dalla dirigenza Il risultato dell'Ascari. non ho ancora montato, forse. Ah, Sì, hanno fatto hanno fatto ricorso, hanno fatto ricorso ricorso. per errore tecnico, Sì, se sì, non sì. sbaglio. Tra l'altro, non so se stavi dicendo No, no, più che altro io poi a Marco voglio fare una domanda, però gliela faccio magari dopo su come, su quello che secondo me è un punto a favore della Super Giovane, anche lì scongiuri a tutto spiano, però dico ne parliamo dopo. ne parliamo dopo. Adesso invece parliamo, perché tu mi hai fatto giustamente una bellissima analisi di squadre che possono andare a periodi. Una di queste squadre potrebbe essere, per esempio, l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, che subito dopo il mercato ha, diciamo, vinto 2 partite, poi la scorsa volta ne ha pareggiato un'altra, e invece ieri è arrivato, diciamo, abbiamo le immagini, no? Di? Del derby Misilmeri Marineo, Sì, e assolutamente. quindi per anticipare le immagini di questa, diciamo, debacle da parte del Marineo, diciamo, è la partita mh, che tu non vuoi mai perdere in quanto derby, soprattutto poi non puoi perdere 5-1 perché purtroppo per gli amici di Marineo è finita così. Buon per chiaramente gli altri amici di Misilmeri, una partita ripresa da Sportisili, se non ricordo male il telecronista è quel bell'uomo che abbiamo qui davanti, no? Il bell'uomo, dico, Salvuccio però Gelati, sei, insomma, con, le ri- discuto. con riprese basse, tra l'altro molto, molto belle, quindi Sì. andiamoci a vedere questo 5-1 della Don Carlo Misimeri, che quindi si rialza perché stava passando anche un periodo non del tutto facilissimo la squadra di Mister Napoli, 5-1 contro il Marineo.
Allora, rientriamo, c'è stato qualche piccolo problemino tecnico legato alle immagini tra Misilmeri e Marineo, non so se possiamo rimandarle, chiedo alla regia se no, quindi andiamo avanti, diciamo, con il programma 5-1 del Misilmeri sul Marineo che appunto un pochettino inguaia la squadra di Mister Marino che comunque sia fa parte di quel numero di squadre che poc'anzi avevo menzionato tra il gruppetto di quelle che rischiano di mantenere la categoria e di non mantenere la categoria. San Vito Lo Capo 16, Castelcea 16, Partinico, Oratorio e Castelbuono 17, Accademia Trapani e Folgore a quota 20 punti. Rimanendo e parlando diciamo dell'eccellenza per la prossima giornata, il Castelbuono, mister Vittoretti, la prossima settimana andrà a far visita alla Folgore, squadra che vi dista 3 punti, quindi è 3 punti avanti e se non si può parlare di scontro diretto domenica non si può fare altro perché appunto andate a far visita a una squadra che in questo momento comunque si sta vivendo un periodo positivo e quindi ti volevo chiedere quello che ti aspetti, come preparerai la partita da domani in avanti e quello che appunto ti aspetti da questo match. Aspetto sicuramente una partita dura, nel vero senso della parola, perché loro sono una squadra che ha sia qualità che struttura, comunque dagli acquisti anche che hanno fatto, sono una squadra forte fisicamente, un campo in erba che rende tutto un po' più difficile, un ambiente caldo, una trasferta tosta, ma non è che è tosta per il Castelbuono, ha dimostrato che essere tosta per l'Athletic, ha dimostrato di essere tosta per il Misilmeri. Che mi sa che ci ha pareggiato. Ci ha pareggiato, infatti. Gela ci ha pareggiato e il Misilmeri ci ha perso. Quindi ci ha vinto soltanto lo Sciacca in quel campo. No, è anche il piano alla seconda. È il piano sì. alla seconda. E poi diciamo la Folgore ha fatto un po' di acquisti, ha preso Pizzolato, c'è questo ragazzo davanti Subotan che Sì. ha fatto un bel po' di gol. Devo dire che hanno preso dei bei giocatori. Ha preso Giardina pure. Sì, Eh, hanno ripreso Touré. hanno ripreso Touré, giocatori che quando hanno giocato contro di me all'andata c'erano veramente. Già lì secondo me era una buona squadra quando hanno giocato contro di noi. Tant'è che il primo tempo di quella partita loro ci hanno messo davvero sotto, siamo andati 2-0, 2-0 sotto e in inferiorità pure di un uomo. Poi siamo riusciti a ribaltarla. Il calcio è fatto di momenti, forse in quel momento non stavano benissimo, non saprei dire. Ora sicuramente sono in salute, hanno fatto appunto questi acquisti. Domenica sarà una partita tosta. Francesco, vogliamo abbandonare momentaneamente l'eccellenza del girone A? Forse tocca leggerci Sì, quello che è sì, successo i nell'altro risultati girone. del girone B, anche in questo caso giornata numero 17, con Gioiosa Palazzolo 1-1, Leonzio Nebros 0-0, Rosmarino Avola 0-0, quindi nessuna delle due finaliste di Coppa ha vinto in questo turno. Vittoria Real Siracusa Belvedere 4-2, Aci Sant'Antonio Leonfortese 1-1, Atletico Catania Milazzo 2-2, Ionica Mister Bianco 5-0 e il Modica bloccato sullo 0-0 dal Mazzarrone di Mister Utro, per una classifica che vede in testa sempre il Milazzo a 38, Modica 36, oggi la voce non va, Vittoria che rosicchia punti al tandem di testa e sala a 33, Avola 31, Nebros 29, Atletico Catania 27, Ionica 24, Palazzolo e Gioiosa 23, Leonzio e Leonfortese 20, Rosmarino 17, Aci Sant'Antonio 14, Mazzarrone 12, Real Siracusa Belvedere 10, chiude il Mister Bianco a 6 punti. Promozione, girone A, facciamo un salto nella categoria appunto inferiore rispetto all'eccellenza e lo facciamo addirittura elogiando ancora di più rispetto a quello che avevamo fatto prima il Montelepre di Mister Guida. Montelepre di Mister Guida che addirittura ha iniziato il 2025 meglio di come ha finito il 2024 Assolutamente. perché è ancora prima ma con maggior distacco rispetto all'ultima partita del 2024 perché adesso ha 3 punti di vantaggio rispetto al Bagheria e ne ha 4 rispetto al Regina Mundi. E sabato c'è Bagheria Regina e sabato Mundi. c'è Bagheria Regina Mundi, quindi siccome poi c'è anche la Montelepre gioca contro lo Sport Palermo a Palermo, dico potrebbe essere
diciamo, Crocevia. un crocevia, cioè, Crocevia. sicuramente una giornata importante per il girone A di Tanto promozione. già sappiamo che Piero Gatto e Peppe Guida saranno lì sintonizzati con Sportisi di sabato pomeriggio con una bella X. Assolutamente sì. Leggiamo i risultati con l'aiuto della grafica. Giornata che è cominciata sabato con la vittoria del Borgetto Giardinello in casa del CUS, tra l'altro vittoria in rimonta perché vinceva il CUS 1-0, poi 2-1 per il Borgetto. Il Fulgatore ha vinto a Bagheria contro il Bagheria 90-011 2-1. Vittoria esterna anche per l'Aspra 3-0 in casa della Margheritese, 2-0 appunto del Montelepre sull'Alcamo, 7-0 addirittura del Regina Mundi sul Mazzara, 1-0 del Valderici sullo Sport Palermo e 4-0 del Bagheria sul Renzo Lo Piccolo. Per una classifica che appunto, come dicevo poc'anzi, vede Montelepre 3 punti di vantaggio sul Bagheria, 37 contro 34, 33 il Regina Mundi che si è avvicinato al Bagheria grazie alla settimana scorsa rosicchiando 2 punti perché la settimana scorsa il Bagheria ha pareggiato 1-1 contro la Margheritese. A quarto posto c'è una bella risalita da parte dell'Aspa di Mister Pagano che è entrata pienamente in zona playoff superando il Cusso, comunque sia negli scontri diretti sono entrambi a quota 25, Borgetto Giardinello 21 insieme al Fulgatore, a 19 punti Alcamo e Margheritese, a 16 lo Sport Palermo che sta avendo un attimo di difficoltà. Francesco, tra l'altro c'erano voci che volevano la società diciamo alla ricerca di soluzioni tecniche perché chiaramente questa difficoltà si voleva provare a risolverla cambiando la guida tecnica, cosa che non è ancora accaduta ufficialmente, ma non è esclusa che possa accadere. 13 punti Mazzara, 12 punti Bagheria 90-011 e a 9 punti Valderice e Renzo Lo Piccolo. Il Valderice che tra l'altro con questa vittoria firmata Butera, Butera 1-0, sì. ha abbandonato l'ultima posizione, adesso occupata dal Renzo Lo Piccolo. Tra l'altro Vai. c'è una piccola diatriba in corso tra il conduttore Sì. e il regista, Ovvero? su un protagonista del girone di promozione, ovvero sia Giorgio Stassi, perché mi è giunta voce che il nostro amatissimo regista Salvo Geraci smentisce il fatto che Giorgio Stassi sia a quota 100 gol con la doppietta che ha fatto ieri a Terrasini contro Lorenzo Lo Piccolo, ma dati alla mano ricevuti da una persona di cui non diremo il nome, e non è stato Giorgio Stassi, non è vero, è stato Giorgio Stassi. Siccome io tendo a fidarmi degli attaccanti di categoria perché lo sai chi su Pillicusi, se segnano un gol se lo segnano, se fanno questo, Giorgio Stassi risulta essere a quota 100 gol, il cui presente Salvo Geraci sostiene che no, è a quota 96 gol. Addirittura quindi neanche 99. E ha 96. fatto di no col DT, signori, Giorgio Stassi, se ci stai guardando, anche saluto Sara Bello che ha detto stampa il Bagheria, Salvo Geraci ha fatto di no col allora, DT. io però voglio fare una domanda, a questo punto mi avete aperto un mondo. Lui ti ha mandato tutti i gol che ha fatto in categoria. Anche le stagioni in cui non ha segnato mi ha mandato. E che per un attaccante è dura ammettere di non aver avete segnato. visto dove che è il cortocircuito? A lui non gliel'ho mandato. Ok, quindi bisogna capire dove per Geraci non ha fatto gol e invece l'ha fatto. L'altra cosa è lui, che io ogni tanto per queste cose lo chiamo Geracipedia, perché lui è veramente un... Ma io infatti mi fido di... Giorgio voglio bene, ma per me io ma infatti non so se hai presente il meme, quello del tizio che suda perché c'è due pulsanti davanti. Io sono da un lato, io mi fido di lui perché lui è una calcolatrice vivente. Però partiamo dal presupposto che l'attaccante quando segna se li segna i gol. Quindi... anche Romario, Ronaldo, anche lì ci sono delle diatribe. Romario dice vabbè, si segna tutti i gol, 1000 gol. Comunque non è difficile da trovare, secondo me. Auguriamo naturalmente a Giorgio che qualora avesse ragione Salvo, gliene mancherebbero 4 per arrivare a 100. Ma dico, ha fatto 12 gol in 10 presenze quest'anno, quindi ha una media realizzativa clamorosa e secondo me, nonostante in quel periodo di assenza il Bagheria abbia comunque macinato vittorie e gol, secondo me l'assenza di una come Giorgio, che tra l'altro ci ha appena scritto, salvo a tutti i ragazzi di Ete Grandi, penso che si riferisca a chi è da questa parte, non a chi è dall'altra parte. Ora, chiuso il discorso, gliela faccio io la domanda a Marco su la promozione, presumo che tu la stia seguendo, presumo che tu abbia anche qualche amico, ex compagno che gioca in promozione. Se ti aspettavi, conoscendo magari anche Peppe Guida e Piero Gatto,
questo exploit? Ormai non vale neanche più la pena chiamarlo exploit, quello Sì, me l'aspettavo. del Montale, per te Sì, l'aspettavi. me l'aspettavo perché li ho visti in estate, ho visto nei loro occhi entusiasmo. Veramente erano entusiasti del progetto che stava nascendo. Dico, con Piero c'è un grande rapporto. Mister Guida è stato pure il mio allenatore, quindi li conosco abbastanza bene da poter dire che quando ho visto i loro occhi erano abbastanza convinti veramente di poter fare questo campionato, questo tipo di stagione, ma me lo dicevano quando non erano primi. Quindi devo dire la verità, non mi sorprende. Sta rendendo il campionato di promozione ancora più bello di quello che ci si aspettava, perché comunque se Regina Mundi e Bagheria te li aspetti che stavano lì, magari qualcuno non si aspetta il Monteverde. E poi dietro ci sono i classici Tutte, Appra, che sono lì e comunque sono Rognosi. squadre di livello Sì. per la promozione, voglio dire, quindi veramente uscirà anche qui una lotta a tre, Bello. mentre magari in eccellenza è una lotta a due, secondo me lo Sciacca ci proverà a salire dalla Coppa Italia, magari Mm. il Paternò ha dato fiducia alle siciliane, Sciacca parla nel girone Una volta che sei in finale, dico. tra l'altro anche per gli acquisti, quindi magari si potrebbe depilare dal punto di vista della vittoria finale e lì potrebbe essere una corsa a due, qua invece è una corsa a tre a tutti gli effetti, eh, quindi, quindi chissà, vedremo un poco, io per affetto onestamente un po' di schifo Ci sta. per Peppe e Piero, però, Buonasera a tutti voi e un grandissimo abbraccio al mio mister Vittorietti, Giuseppe Guida. Quindi diciamo cade a siamo pennello. caduti. Sì, tra l'altro io non so perché ti abbino molto a Guida come modo di interpretare calcio, modo di fare calcio. Secondo me siete molto. Sì, chiaramente Peppe ha tanti anni in più di te come diciamo ruolo, però diciamo vi vedo molto in sintonia, così diciamo, il modo di fare calcio e quindi il fatto che vi stimate a vicenda nella dimostrazione. Sportisti li meritate in diretta sul canale 5, addirittura scrive Marco Mora. Siete numero uno e poi ti saluta, ciao Cicciuzzo, grazie Marco. Poi c'è un bel messaggio lungo da parte di Mauro Gagliano, che è team manager e segretario dello Sport Palermo, è il nostro grandissimo Nostro amico. amico e uno dei maggiori tifosi di Sportisili. Buonasera a tutti e complimenti sempre ai due moschettieri del calcio siciliano. Bellissima la frase di Mister Vittorietti. I meriti contano poco, mai frase così indovinata. Spesso contano i dei, tra virgolette, del pallone e gli arbitri, dice Mauro. Quest'anno in promozione l'AIA si sta superando, mandando terne che qualche anno fa non avrebbero arbitrato nemmeno i campionati giovanissimi provinciali, senza nulla togliere alla categoria. Non entro nel merito, ma parlo in generale. Con chiunque parlo della categoria, tutti sanno che è la verità, ma bisogna alzare la voce con la federazione. Non si può affrontare un intero campionato sperando in una terna adeguata. Questa è peggio, forse una problematica peggiore rispetto agli under, opere, perché però se tu parli con gli arbitri, e io ci ho parlato tanti anni, quest'anno no, il problema è che non ci sono arbitri. C'è un allontanamento di questa categoria, c'è una carenza di proprio numerica di arbitri e quindi diciamo che non c'è neanche un ricambio generazionale del tipo c'è qualche giovane interessante, non ce ne sono arbitri. Quindi e chiaramente quelli bravi vanno in Serie D e quindi perché mancano e piano piano bisogna fare un po' di riciclo, così se mi fate passare il termine. Quindi Mauro purtroppo hai ragione, la cosa bella, tra virgolette, è che non c'è una malafede. Esatto. Quindi purtroppo una volta capita a te, una volta capita a un altro, è brutto dirlo, ma è così. Quindi figurati in quelle categorie dove non ci sono manche guardialinee e quindi c'è solo l'arbitro ad arbitrare e quindi ti fai il segno alla croce e speri che tutto vada per il meglio. Io la speranza che ho da questo punto di vista è che la ripongo in quello che è perché io per esempio un paio di volte, soprattutto quando c'è stato il giorno della rielezione di Morgana a presidente di Lega, ha preso la parola il responsabile degli arbitri dell'AIA Sicilia, adesso non ricordo il nome. Si parlava del fatto che comunque tra le cause di questa moria di arbitri era la questione legata alla violenza. Sto notando che comunque al netto di quel purtroppo famoso episodio di Villarosa di David Bartolotta che è stato aggredito, se vi ricordate, Sì. un anno e mezzo fa, tra l'altro se ti ricordi l'abbiamo anche premiato Ovvio. al Galà un anno e mezzo fa,
questi episodi stanno calando drasticamente, per fortuna, e non voglio fare quello che si esalta per delle cose di cui tecnicamente merito non ha, ma il fatto comunque anche di trasmettere tante partite, di essere sempre con le telecamere sui campi, secondo me è un deterrente, tra virgolette, verso scene che naturalmente non possono appartenere a un mondo come quello dello sport in generale. Noi ci auguriamo naturalmente che, se questa era una delle cause, ovvero sia il fatto della violenza sui campi, in campo e sugli spalti, speriamo che magari le nuove generazioni di arbitri comincino ad affollare i campi, perché comunque purtroppo è una cosa palese il fatto che non sempre gli arbitri brillino per decisioni, specialmente in quelle decisioni che magari non balzano, non vanno nel taccuino, spesso la gestione generale della partita piuttosto che l'episodio Secondo specifico. me l'argomento principale, il come ti rispondono, Sì. è anche l'equilibrio con cui rispondono i giocatori. Io in questo mi sento molto, molto penalizzato, perché con me hanno sempre un tipo di atteggiamento, con giocatori più esperti hanno un altro tipo di atteggiamento, e dovrebbero anche, per la loro crescita, no, per la mia, per la loro crescita, cercare di avere un metro un po' più uguale per tutti, un po' più equo per tutti, e trattare anche, che ne so, un giocatore, faccio un nome perché è un giocatore che stimo, perché ieri ci sono anche esprimere due parole, che è Valenca, dovrebbero saper trattare un Valenca, capitano dell'Atletic, al pari di un under. Non è che butti la cosa agli under e invece dimostri poca personalità nei confronti di un capitano. Anche quello fa parte del loro percorso di crescita, perché poi credo che sia la conduzione, la cosa che più fa saltare all'occhio di una gara, che poi gli episodi possono capitare, secondo me ne incidono anche poche partite loro, che magari c'è qualche partita dove vedono o non vedono un rigore all'ultimo minuto, però dico, rimesse laterali, falli al centrocampo non incidono sul risultato di una partita, sì. Dobbiamo essere sinceri, magari ne sbagliano tanti ma non incidono nel risultato di una partita, quindi se è vero che non incidono così tanto i risultati delle partite, però ti fanno uscire dal campo certe volte nervoso, perché appunto devono saper gestire, secondo me, meglio questo rapporto con staff, dirigenti e giocatori. Mauro, tra l'altro, risponde alla nostra considerazione che la moria degli arbitri è dovuta a rimborsi davvero ridicoli. Anche questa è I ragazzi giustamente non intraprendono una carriera povera perché non si possono adeguare i rimborsi a questi ragazzi, cioè perché non si stimolano, non si incitano, aumentando. Ecco, questo è anche vero, anche perché soprattutto inizialmente è come se vengono mandati in guerra quasi, perché uno contro 40, contro 22, anzi contro 30, diciamo, giungendo gli staff e i dirigenti. Sì, potrebbe essere anche questo un modo. Tra l'altro, spesso capita in eccellenza, Marco, ne avrai sicuramente pure tu avuto testimonianza, che spesso vengono arbitri da Trieste, da Sì, Prato, da no, Parma. ieri su questo ti racconto una Sì. cosa che dovrebbe far riflettere anche i disegnatori, e la dico a favore dell'arbitro di ieri, che è lo stesso arbitro che ha fatto l'errore in Gela a Castelbuono. È stato disegnato per Athletic Castelbuono. Dovrebbe succedere questo. Ora dico io, ma il designatore ha fatto una cortesia all'arbitro oppure no? Perché se questo ragazzo sbaglia a favore dell'Atletico, a favore del Castelbuono ieri, è un bel problema per il ragazzo. Che vaglielo a spiegare all'Atletico, al Gela, che metti caso c'è un rigore per il Castelbuono. Ce l'ha fatto per ripagare quel... Cioè, Sì, certo. anche qui dico, le designazioni devono essere mirate. Lo sto dicendo a favore di un arbitro per la quale all'ultimo minuto di una partita di casa a Gela probabilmente ci perde un punto. Però lo dico a favore suo, cioè non sono andati incontro al ragazzo. D'accordo. Tra l'altro di fuori, neanche di Sì, di fuori. Assurdo. E Poi tra l'altro ho fatto... il discorso della narrazione di cui si parla spesso ad alti livelli. Può succedere che, come dice giustamente Marco, metti caso che favorisce, tra virgolette, la super giovane, poi si parla di favoritismi in favore del Gela. Al contrario, se lo fa contro di me, che cosa dico? Che lo fai per Lo fa tutelare le apposta. grandi? Cioè, che cosa... O ce l'ha con voi, per dire. Esattamente. Dico, poi non lo penso perché non lo posso pensare, però anche i disegnatori possono cercare di aiutare un po' di più, certe volte anche gli Si arbitri. complicano la vita da Si sola. complicano la vita da soli.
Oh, questa chicca la so io, Sì. non la sapeva magari ieri qualcuno all'Atletic, non è successo niente che poteva far nascere questa particolarità, però secondo me è un qualcosa È chiaro che tu sto funzionale. arbitro non te lo dimenticherai. Assolutamente no. Francesco, Ora per par condicio questo arbitro dovrebbe dirigere Athletic Gela, per esatto, a completare questo punto sì. il cerchio. Andiamo. Procediamo perché Sì, abbiamo anche delle immagini. esatto, sì. Abbiamo deciso di fare un'eccezione rispetto al solito perché Un regalo. dal girone B al girone D di promozione non andremo troppo spediti, ma andremo appunto a vedere anche qualcosa perché c'è stato uno scontro al vertice nel Sì. girone C, però noi partiamo con i risultati del girone B con Messana, Monforte San Giorgio 3-1, San Fratello Acquedolcese, Città di Villafranca 4-0, Sant'Angiolese Valdinisi 0-0, Città di Mistretta Nuova Rinascita 3-0, Romende Atletico Messina 3-2, Città di Galati Orlandina 0-3, Polisportiva Sant'Alessio Aluntina 2-2 per una classifica che vede la Messana a 39 punti, San Fratello Acquedolcese 38, Orlandina e Mistretta 28, Promende 26, Monforte San Giorgio Valdinisi 24, Sant'Angiolese 23, Città di Villafranca 21, Galati 13, Atletico Messina 12, Nuova Rinascita 10, Alluntina 6 e Polisportiva Sant'Alessio con i suoi 3 punticini. Girone C e poi ci fermiamo per un istante, devo trovare i risultati, abbiate pietà di me. Risultati del girone C di promozione, eccoli qua. Serra di Falco, Santa Domenica Vittoria 0-0, Belpasso Aragona 3-1, Casteltermini Riposto 4-1, Giarre Camarat 0-2, Gemini Calcio Santa Venerina 2-2, Nicosia Villarosa San Sebastiano è finita 4-1 per una classifica che vede il Camarat balzare al comando a quota 33 punti, Giarre 32, Aragona 23, Nicosia 22, Belpasso 21, Gemini Villarosa San Sebastiano a 20, Santa Domenica Vittoria 19, Casteltermini 17, Calcio Santa Venerina 16, Serra di Falco 13, Riposto 11, San Pietro Calcio 1 e come abbiamo preannunciato, caro Salvo e caro Marco, andiamo a vedere le immagini targate Wii Sport della vittoria del Camarat in quel di Giarre. Tra l'altro i tifosi del Geraci avranno versato qualche lacrima. Claudio Velardi e Jack Serio hanno regalato la vittoria al Camarat in quel di Giarre. Prego Salvo con le mani. Una sfida affascinante fra le due squadre che hanno dominato fin qui il girone C del campionato promozione. Amici sportivi, questa è Giarre Camarat, prima contro seconda in classifica. È la 15ª giornata, la seconda del girone di ritorno. È ancora presto dunque per definire la partita decisiva del torneo, ma sicuramente può dare delle indicazioni importanti su cosa accadrà nel resto della stagione. Il Giarre, padrone di casa, si presenta con 2 punti di vantaggio sui rivali, forte anche della pesante vittoria di settimana scorsa in casa dell'Aragona. Ma anche il Camarat arriva oggi allo stadio regionale con il vento in poppa, vista l'ultima netta affermazione fra le mura amiche contro il Nicosia per 3-0. Uno stadio regionale colmo di tifosi, delle grandi speranze per la propria squadra, il Giarre. Di contro tanti tifosi venuti anche da Cammarata per sostenere il Camarat. Questa è una partita che abbiamo detto che probabilmente non sarà decisiva per l'esito del campionato, ma sicuramente avrà un certo peso nel resto della stagione. Intanto vi rinnovo il mio cordiale saluto da Alessandro Bloco. Calcio d'inizio, possesso Camarat che gestisce questo primo pallone con lancio in profondità, subito a cercare una profondità che ha sorpreso la difesa del Giarre. Baio cerca l'area di rigore, poi il tiro da fuori di Jack Serio che sfiora la traversa, brivido per Bollati. Vizioso il passaggio, poi spalla di Gagliardo, combina con Mongelli, Sinatra tra le linee, cerca Leotta all'interno dell'area, c'è il tocco di Mustafa, proteste del pubblico di casa. Gagliardo però ha poi la forza di ritornare sulla sfera, cerca Leotta, gran palla di Gagliardo. Qui un'azione forse negativa per un momento di Gagliardo che tenendo il pallone in campo rischiano di far ripartire il Camarat. Si sovrappone Sclafani va all'1 contro 1, la lascia Serio, salta un avversario, ancora Serio, la conclusione, respinge Bollati, poi Baio sotto porta, il gol di Velardi che sotto porta non ha fallito, la respinta di Bollati
il controcross di Baio e Velardi ha colpito dentro l'area piccola, portando così il Camarat in vantaggio. Palla pericolosa questa perché è rimbalzante. Strano con calma, nella terra di nessuno però. Rischia qua Strano, fa ripartire il contropiede. Vediamo se c'è fallo. Finisce invece il primo tempo. Forse una decisione qui un po' salomonica del direttore di gara. Non si capiva se c'era stato contrasto fra Strano e Sclafen. Alla fine l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo. Aspettiamo solo il fischio del direttore di gara che arriva. Comincia il secondo tempo. Strano recupera palla su King, ancora Strano. Il cross morbido, Mustafa giganteggia su questi cross all'interno dell'area. L'ha fatto anche nel primo tempo. Alla fine il Giarre, contrasto durissimo, spampinato Velardi. È rosso per Spampinato, follia di Spampinato. Mustafa va al rilancio lungo a cercare Velardi, la sterzata, poi contrasto con Giuffrida, subentra Serio la conclusione in due tempi Bollati, sistema alla barriera Bollati, è tutto pronto, fischia il direttore di gara, parte Serio sul palo di Bollati, poi la conclusione e salva Lopez. King ci prova, blocca alla fine Bollati. Buon momento questo, lo ribadiamo, per il Camarat che adesso ha capito come attaccare la retroguardia delle Giarre da quando il Giarre è rimasto in 10. Qui Giuffrida sbaglia un altro pallone in impostazione, lo recupera King. Jack Serio punta la porta, Serio la sterzata, il destro che si perde al lato, sembrava esserci comunque Bollati. Braccato da due avversari, Urso di prima intenzione, scodella per Mongelli, bene di prima per Urso, posizione regolare, Urso all'interno dell'area, Gagliardo il tiro, salvataggio sulla linea di Baio per Sinata che non la mette giù bene, ne approfitta King per Serio, posizione regolare, Serio il destro, Jack Serio chiude probabilmente i conti, il Camarat vola sul 2-0 nei minuti finali col suo bomber principe. Bollati costretto ad andare al rinvio lungo che trova Gagliardo, spizza di testa a Gagliardo, anticipa tutti Baio ancora, va a palla al piede da solo, Baio il tiro, blocca Bollati in due tempi. Finisce qui, arriva il triplice fischio, il Camarat espugna il regionale grazie alle reti di Velardi e Jack Serio e si porta in testa alla classifica, un punto sopra proprio il Giarre. Il campionato è ancora lungo, ma il Camarat oggi ha dato un grande segnale al campionato, al girone C di questa promozione. Una vittoria obiettivamente il Camarat è stato bravo a sfruttare nel primo tempo l'occasione che ha avuto, il Giarre è stato molto sterile in attacco, la difesa degli agrigentini ha dominato lungo tutta la partita, ha concesso poco o nulla, il Giarre ha avuto anche un'occasione per pareggiare, però il Camarat diciamo che nel lungo andare della partita, anche per la superiorità numerica concessa a inizio ripresa, ha meritato questo successo, quindi Camarat che si prende il primo posto, vince 2-0, un saluto da Alessandro Gogo e ci sentiamo. E dunque abbiamo visto questa vittoria targata Velardi Serio, tra l'altro ieri c'erano anche delle assenze, c'era anche Davide Carioto fuori, tanto per dirne uno, era lì in tribuna ad assistere alla partita. Chiudiamo il novero dei gironi di promozione con i risultati alla classifica del girone D, anche in questo caso 15ª giornata prima di ritorno con Pro Ragusa, Cibonaccorsiona 1, Atletico Megara Scicli 2-2, Vigor Gela Noto 3-2, Gimini Cascordia Santa Croce 1-0, Aci e Galatea Città di Canegattini 2-1, Frigentini Niscemi 1-3, Aci Catena Priolo Gargallo è finita 3-2 per una classifica che vede il Niscemi sempre più solo in testa, 42 punti contro i 32 dell'Atletico Megara, 28 il Priolo Gargallo, poi Pro Ragusa 27, Vigor Gela 25, Aci Catena 23, Noto 19, Scicli 18, Gimini Cascordia 17, Santa Croce 16, Aci Buonaccorsi e Frigentini 14, Aci Galatea 12, chiude il Città di Canicattini con 11 punti. E allora torniamo perché poi poc'anzi guardavo l'orologio, sono le 22:37, solitamente noi arriviamo a questo punto quando
mancano ancora 10 minuti alle 22:30, quindi questo perché abbiamo avuto modo Sì. di chiacchierare con molto piacere con Marco, quindi Io ho anche rosicchiato qualche minutino con la Serie D, sono sincero. Ho cominciato sì. tardi e ho finito Vabbè, ma tardi. dico, siamo sempre comunque sia un piacere parlare con Marco e ci proiettiamo verso Saluto. l'ultima parte, l'ultima parte della puntata, quando noi, Marco, solitamente andiamo a fare un po' il riassunto di quello che è, diciamo, la carriera o comunque sia la curiosità legata al nostro ospite. In questo caso tu non hai una carriera da allenatore alle tue spalle, ma ne avrai sicuramente tantissima davanti. Ti volevo chiedere, una delle domande che ti faccio è appunto, diciamo, quello che hai, diciamo, visto, quello che hai visto di negativo e di positivo in questa tua esperienza da allenatore, qualcosa che tu vorresti migliorare, parlo appunto dal punto di vista dell'allenatore, in quella che è il tuo punto di vista, sia del calcio dilettantistico in generale che dal punto di vista proprio della società, insomma, c'è qualcosa che tu vorresti migliorare nell'approccio, diciamo, agli allenamenti, nell'approccio, diciamo, alla categoria, e qualcosa che invece vorresti, diciamo, elogiare perché è già una cosa positiva e vorresti accentuare nella sua accezione migliore, insomma. Da migliorare c'è sempre qualcosa, ora magari parlando mi verrà in mente un po' più in là. Però devo dire che secondo me la nostra eccellenza è salita di livello in maniera importante negli ultimi anni. Ed è bello poter stare a questo livello, è bello poter pensare che l'eccellenza è veramente una Serie A dilettante. Quello che secondo me un po' tutti possiamo migliorare è che nonostante sia la Serie A dei dilettanti, siamo pur sempre dei dilettanti. Esatto. E quindi tutti, compreso me, compreso dirigenti, addetti ai lavori, dovremmo avere quella consapevolezza che siamo dei dilettanti. E quando qualcuno se lo vuole dimenticare e vuole atteggiarsi da professionista, ricordarci che siamo dei dilettanti e chiunque voglia il professionismo ce lo dobbiamo guadagnare tutti col lavoro. Francesco, poco fa tu avevi lasciato, diciamo, in stand-by un qualcosa, non lo sono ricordato. Sì, perché tra altre cose si parlava appunto di questo salto di categoria che ha fatto l'eccellenza è uno dei meriti, e non lo dico perché siamo amici e non lo dico perché il tuo direttore sportivo, secondo me è anche legato al fatto che da un paio di anni a questa parte, cioè da quando è tornato in sella al calcio castelbuonese, il buon Ivano Vetere ha deciso di scommettere su tutta una serie di giocatori, la maggior parte dei quali provenienti dall'estero, da realtà sudamericane. Cabrera è soltanto la punta dell'iceberg per quanto mi riguarda. In realtà è un mistero che questo ragazzo sia venuto a giocare in eccellenza siciliana e eccellenza italiana, perché è veramente un giocatore eccezionale, tu sicuramente potrai confermarlo. E mi riallaccio a quello che è il pensiero precedente, ovvero sia quello che secondo me potrebbe essere un segreto in una lotta come quella per non retrocedere, in cui c'è tanta pressione ogni domenica, anche non volendoci pensare, ci pensi, potrebbe essere il fatto, e qui potrei dirmi sì, potrei dirmi di no, potrei dirmi non lo so, è la spensieratezza con cui questi ragazzi, già sorridi, quindi hai capito già il mio discorso, la spensieratezza con cui i ragazzi che vengono in Italia a giocare, a divertirsi, a semplicemente inseguire un sogno a cifre sicuramente molto più basse rispetto a quelle che prendono i top player acclamati, perché io ritengo Anche della nostra categoria. anche la nostra categoria, perché io per esempio vedo non me ne vogliono giocatori che magari si sentono chiamati in causa. Io vedendo giocare un Mendia, un Orozco, un Cabrera, l'anno scorso un Belecco, un Torres e così via, un Grandis, faccio fatica dopo averli visti per una stagione. Un paio di anni fa c'è stato il fenomeno di Dojaga, per esempio. Faccio fatica a vederli così al di sotto di giocatori che magari percepiscono 10 volte il loro ingaggio mensile. E quindi ti chiedo quanto secondo te potrebbe essere importante avere in squadra tanti giovani. Abbiamo parlato anche con Abenante, per esempio, di questo discorso dei giovani, ma soprattutto tanti stranieri che magari
non sono ancora entrati, per fortuna, aggiungo io, in quel mood di tensione, in quel mood di, chiamiamola paura, sportivamente parlando, di dover affrontare una partita sapendo che devono vincere a tutti i costi perché se perdono punti dalle dirette concorrenti. Ne abbiamo parlato per esempio con Peppe Guido a proposito degli stranieri che hanno al Montelepre, no? La pressione che magari non avvertono, quando in realtà di pressione magari ce n'è. Loro la vivono in maniera diversa rispetto a noi, è una cultura sportiva diversa. Loro vorrebbero mettere la musica anche 2 minuti prima della partita, giusto per fare un piccolo esempio. Però poi quando sono dentro la partita, cioè, hanno la partita bene in testa, hanno un attaccamento al gioco. Cioè il loro attaccamento fondamentalmente sì, si vogliono bene tra di loro, sì, gli piace dove stanno giocando, questo vale, credo, vale per tutti, però loro hanno un attaccamento forte col gioco, fondamentalmente, si riconciliano con loro stessi giocando a calcio. E secondo me potrebbe essere un fattore. Parlando di Vano, secondo me ha stuzzicato un po' l'ambiente con tutta questa gente da fuori, che ha dato anche una ventata di giocatori nuovi, di cose nuove da vedere. Cabrera per noi è stato soltanto la punta dell'iceberg, appunto, perché anche per caratteristiche e per ruolo è quello che poi finisce sul tabellino e risulta un po' di più, però io te li posso citare tutti i nostri stranieri: Mendia, Orozco, alto 2005, Manè, che ha vinto la Youth League col Porto, Ronde, sono tutti giocatori validissimi. Chiaramente hanno il loro approccio al calcio che è diverso dal nostro italiano, però questo loro approccio fa bene, fa sicuramente bene, ha fatto crescere anche me perché mi ha fatto vedere punti di vista diversi. Non è detto che il nostro sia in assoluto quello più corretto. Sicuramente ci sono delle cose da cui noi italiani non ci sradicheremo mai. Però vedere qualcosa di diverso sicuramente fa bene. La spensieratezza di cui parli, per esempio, ieri c'è stata nell'Athletic, nella voglia di comunque andare in casa della prima e giocare a calcio, senza cercare di fare barricate, senza cercare di rubare punti, ma di portarteli i punti. Tant'è che ci abbiamo provato veramente, abbiamo avuto anche le occasioni per farle. Quindi, secondo me, quello che dici ha un valore. Per parlare dei giovani, ti dico, per tornare a Mister Abenante, qualche volta abbiamo chiacchierato l'ultima volta e io sicuramente sposo il suo pensiero perché comunque lavorare con i giovani ti dà anche più facilità nell'imporre il lavoro che hai in testa. E quindi poi ci sono dei giovani che hanno già avuto esperienze, tipo Orozco e Cabrera hanno già avuto esperienza dai professionisti, quindi sono giovani che hanno già avuto esperienza. Puoi incidere su di loro e in più hai il loro bagaglio di esperienza già, quindi è tutto più facile e anche più bello. Ti faccio due domande che sono collegate tra loro. Questo fattore che hai detto poc'anzi della cultura, del modo di intendere le partite è diverso rispetto all'italiano. È una cosa che riesce a sposarsi appunto con la parte italiana del tuo spogliatoio o cioè, sono loro che trascinano gli italiani a questa spensieratezza o comunque sia alla fine vige sempre l'italianità del preparare la partita? C'è un equilibrio, vince uno, vince l'altro, e poi ti faccio la No, no, non vince nessuno dei due, però si sono sposate i due approcci un poco, dai, questo sì, c'è stata una bella contaminazione. Ok? E questo è importante perché fa sempre la differenza. La cosa che diceva poco fa Francesco è importante perché facendo riferimento a Guida nell'unica partita che lui ha voluto, come dire, preparare da un punto di vista italiano, del termine, anche agli stranieri, alla fine ha avuto un contraccolpo negativo perché Capisco. uno dei suoi giocatori, forse era Pierce, gli disse a Guida, diceva, ma stiamo andando a affrontare il Real Madrid, Chiaro? come a dire, mi stai parlando di quel giocatore, di quella squadra come se fosse la squadra che... Quindi hanno avuto paura, tra virgolette, e Chiaro? quindi l'hanno, diciamo, vissuta male. Diciamo, chiudendo questa parentesi, ti volevo chiedere, tu, dal punto di vista dell'allenatore, che tipo di allenatore sei? Hai una tua idea tattica e quindi sei, tra virgolette, integralista nel volerla imporre appunto ai tuoi giocatori e quindi alla società chiedi determinati tipi di giocatori perché vuoi giocare con il
4-3-3, 3-5-2, 4-1-2, 3-1, insomma, hai un'idea tattica e su quella non si transige, oppure in base a quello che hai, in base al materiale umano, riesci ad adeguare quelle che sono le tue idee? Allora, diciamo che parlare di sistemi di gioco, non ho un sistema di gioco preferito. Magari a inizio anno anche con Ivano abbiamo cercato di poter strutturare la squadra in base a un sistema di gioco, ma di fatto io ad oggi li ho cambiati tutti. Ok. Ho giocato 4-2-3, ho iniziato 4-2-3-1, poi 4-3-3, poi 4-3-1-2, poi 3-5-2, poi 3-4-1-2, ieri ho giocato 3-4-2-1, li ho cambiati vero tutti. Qua c'è anche una parte di componente del mio bagaglio di studi, che io ho anche preso il corso di match analysis a Coverciano, mi ha dato questo bagaglio tattico. Non ho mai dato un'impronta in relazione allo stile di gioco, ma in base più alle funzioni del calciatore. Cioè, quello che mi preme di più è mettere il calciatore nel compito, non nel ruolo, nel compito che più gli si addice. Quindi se ho un giocatore che sa lanciare bene, farò delle cose a prescindere dal suo ruolo, per farlo lanciare di più. Chiaro. Poi i sistemi di gioco, secondo me, oggi siamo lontani dalla rigidità di un sistema di gioco. Ci sono magari dei principi. Sicuramente mi piace iniziare l'azione dal basso, mi piace cercare di avere il dominio del possesso, ma per tante cose qua, secondo me, esce fuori anche quella parte di me che è da settore giovanile, dove quella parte di costruzione del gioco e di possesso serve a tante cose, serve al miglioramento tecnico, perché chiaramente uscire dal basso e palleggiare fa allenare tutti, che toccano palla tutti, quindi sicuramente è un aspetto, ti rende più consapevole della tua forza, ti rende, tra virgolette, bello, consapevole della tua forza, quindi per me nel settore giovanile sicuramente quella è una strada importante. Poi se la palla tu, diciamo, non c'è annoiato. Esattamente, quello è sicuramente uno delle prime regole. Poi all'interno di questi principi ci sono, in prima squadra chiaramente devi leggere di più, perché se nel settore giovanile esci dal basso fino alla morte, in prima squadra no. Devi avere quella elasticità mentale che ti serve quello che capire come vincere la partita, insomma. Per fare un esempio, contro l'Accademia ci sono venuti a prendere uomo a uomo. La costruzione uomo a uomo è una costruzione molto complessa, motivo per la quale siamo andati molto più a un gioco diretto, un gioco verticale. E quindi questo non ha, tra virgolette, sposato non quello che è un principio, perché se il principio è il possesso, sì è vero, però il possesso va fatto in superiorità numerica. In quel momento non l'avevamo, quindi era preferibile un gioco diretto. Mi piace anche interpretare le situazioni. Ci sono dei principi che voglio sposare, però dobbiamo anche essere elastici e saper fare tutti i tipi di gare, perché poi a me dà anche piacere vedere una bella difesa organizzata. Mi piaceva vedere il Barcellona di Guardiola, ma quando vedevo l'Inter di Mourinho che si difendeva in quella maniera bella organizzata mi dava piacere nella stessa maniera, quindi alla fine bisogna sapere fare tutto. Dai. Benissimo. Tra l'altro, una cosa interessante che hai detto, forse adesso si va più verso una cosa dove non si dice più faccio giocare quel giocatore nel ruolo dove va bene. Forse faccio fare a quel giocatore la cosa che sa fare meglio. Quindi tu hai fatto l'esempio di lanciare, forse, quindi se c'è uno che sa lanciare, crea una situazione in cui questo ragazzo possa lanciare. Esattamente. Quindi non più il ruolo, ma la cosa La che sa fare, funzione, la sì, funzione. la funzione. Chiaro, chiaro. Infatti credo che per parlare di livelli più alti è il motivo per cui si costruisce a 3 in una difesa che magari è a 4 quando difende e vedi magari i centrocampisti che si abbassano in una linea a 3, terzini che vengono dentro il La posso fare una campo. Sì. domanda? Perché adesso io la faccio perché la vedo sempre e la fanno tutti, anche il Palermo. Cioè, gli spieghi la motivazione per la quale un portiere, rimessa dal fondo, invece di battere la palla, la passa con le mani al difensore e poi quel difensore la batte con i piedi al portiere. Questa che la fanno tutti, cosa può, che vantaggi porta in una costruzione dal basso? Prima di Tu la tutto, vedi sta cosa? Assolutamente sì, e sono certe volte pure io l'ho proposta, devo dire. Dico perché? Cosa Intanto porta? bisognerebbe vedere il tipo di pressione avversaria, Mm. perché se ti vengono a pressare per dire con 2 attaccanti, già due attaccanti devono pressare 3 giocatori, non più 2.
Perché il portiere viene visto come assolutamente uomo è come pressato. un uomo da pressare, e se l'hai messa già su un lato mi puoi indirizzare su uno dei Dico, e due. perché gliela passi con le... Cioè, perché non Perché può il già port- cominciare a fare questo lavoro? Piuttosto che farla cominciare al difensore, perché non può cominciare il portiere? L'ha rimessa al Questa fondo. particolarità non lo so. Il Capito? fine ultimo è che il Eh, portiere è quello che ha gioco in movimento al il pallone, e in ok, maniera tale da poter giocare sia a destra che a sinistra ok. e poter provocare una pressione. Perché se inizia subito il difensore di sinistra, io posso orientare la pressione sul lato e e mi tagli fuori un altro Ok, difensore. chiaro. Se invece la palla sta al centro, io posso comunque aspettare la mossa dell'opponente e cercare di capire che tipo di pressione vuole attuare nei miei confronti, ma io posso andare sia a destra che a sinistra che al Fino centro. alla fine, diciamo, fino alla Io posso fine... andare su tre lati, a destra, al centro e a sinistra. Se io invece la gioco subito a sinistra, se loro mi chiudono un lato, Già ti posso orientano, andare solo su. chiaro. Poi perché fatta portiere, difensore, portiere, nello specifico magari non lo so, magari è un'interpretazione anche il giocatore dice usciamo, no, poi torniamo di là, no, questo Chiaro, chiaro, non chiaro, te lo chiaro, chiaro, saprei chiaro. dire. Però il motivo per cui si tiene la palla al portiere sicuramente è È anche questo. questo. Chiaro, no, lo vedo spesso, poi allo stadio lo Ti vediamo... sei tolto un dubbio, ti sei No, sono dubbio, sì. dubbio che tanto è diffuso, quindi Sì. posso dire che in tanti se lo chiedono. Io onestamente non ci vedo grossa differenza, perché alla fine poi tu magari Marco mi potrà dire che è una fesseria, le sto Poi comunque dicendo. dico nei livelli più alti ci sono anche portieri che hanno grandi piedi. Esatto. O che ti posso dire, magari stando sulla palla sul portiere non parte la pressione e di conseguenza la difesa deve stare un po' più attenta, un po' più organizzata. Ci sono delle cose sulla parte alta che magari noi spettatori che stiamo vedendo la palla non ci concentriamo su quella parte lì. Mentre se la palla va sul difensore sicuramente parte una pressione, e su quella palla che parte un altro tipo di lancio. Dietro questo piccolo passaggio qui c'è Può essere anche un dentro. modo per, in questo caso Dionisi, come a dire ragazzi, vediamo, facciamo questa cosa, vediamo loro come si mettono, se Sì, batte sì, il portiere o se Dionisi ha batte il dei difensore. principi molto a cercare di capire con che tipo, cioè di rispondere in base alla pressione dell'avversario. Io ricordo, perché ai tempi non ho fatto il corso di match analyst, però lo facevo per un settore giovanile, poi ne parliamo a microfoni spenti, e uno dei portieri più analizzati era i Consigli ai tempi del Nel Sassuolo Sassuolo, con Dionisi. Ed era uno di quelli più studiato, appunto, quando dicevi tu di provocare, con questo tocco di suolo. Lui invitava l'avversario a farsi pressare per poi sviluppare tutta l'azione chiaro. di... È perché la Quindi, suola come gesto tecnico? Perché la suola ti dà la possibilità, mentre tu controlli e vai da un lato, il controllo orientato ti orienta appunto da un lato o dall'altro, la suola fino all'ultimo minuto esatto, non ti dà la possibilità di scegliere una ti mette direzione. il dubbio, sì. Vabbè, piccola lezione di tattica terminata. Buonasera a tutti e complimenti a Marco per la grande impronta di gioco che ha saputo fornire alla sua squadra, dimostrando di essere un allenatore veramente competente e preparato. Avvocato Giovanni Castronovo, Castellammare, e quindi ti fa. Ringrazio e lo saluto. E poi Antonio Tusa scrive, riguardante agli stranieri, che hanno una cultura del lavoro diversa dagli italiani, hanno fame, tra virgolette, cosa che Hanno manca alle fame. nuove generazioni. Questa cosa l'abbiamo detta più e più Sì. volte. Abbiamo finito, Franci? Ci siamo detti tutto, Sì, penso. sì. Quindi sì, appuntamento. Facciamo una piccola agendina. Anche perché dobbiamo lasciare il tempo a trasmissione, c'è Marzullo adesso. Facciamo una piccola agendina. Mercoledì, Unitas Sciacca Città di Avola, in diretta su Sportisiri a partire da qualche minuto prima delle 15. Questa è una puntata importante, ragazzi. Dicono, Sì. è finale di Coppa che- Italia Eccellenza Mica Sportisiri. pizza e fichi, Eh. cioè, insomma. Poi lunedì torniamo. Dobbiamo decidere chi invitare. Ospite, sì. Anche perché tra le altre cose la sono ripresi tutti i campionati, quindi eccellenza, promozione, possiamo fare un po' di tam tam. E poi, come dicevo anche durante la finestra sulla Serie D, Lo Calcio non sarà più l'unica trasmissione bravo. della settimana, perché abbiamo in cantiere qualcos'altro. Non spoileremo niente. Ora a Salvo faccio vedere il teaser, così anche lui si riempie si stropiccia gli occhi, visto che poc'anzi parlavamo di Dionisi, si stropiccia gli occhi anche A lui. proposito di Suola, diciamo. A proposito di Suola anche. Tu oggi tra la pentola che bolle, la Suola, oggi sei in vena di... per ora è così, Sì, ragazzi, sì. è la stagione propizia, sensi. esatto. Grazie Marco per Grazie a essere voi ragazzi, è stato un piacere. con noi. Grazie Marcuccio.
In bocca al lupo. Volevo dire una cosa, non è vero che cioè, loro hanno perso, ma noi a Marco l'abbiamo invitato la settimana scorsa e loro hanno vinto la settimana scorsa. Quindi lo calcio porta bene L'abbiamo sempre, sempre detto. però purtroppo l'invito è arrivato settimana poi, l'abbiamo rinviata, ma avevamo portato bene, quindi questa cosa la devi dire agli Confermo altri. tutto. Infatti. Sarebbe stato ancora più assurdo se avesse fatto doppio Sì, invito, doppia sì. vittoria, ma non possiamo. Aspetto un altro invito. Per i miracoli, diciamo, non siamo ancora. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, grazie anche a Salvo la regia che adesso si va a contare i gol di Giorgio Stassi e io voglio sapere. Dopodiché, insomma, noi ci rivediamo lunedì prossimo con le novità targate e sportivi. Ciao.